Allora, prima di tutto, benvenuti, grazie di essere qui, grazie alla Regione che ci ha messo a disposizione questa bella sala e grazie alla Regione per aver reso possibile la realizzazione di questo e di altri 7 seminari che abbiamo. Questo è l'ultimo, quindi in tutto 8 incontri sul territorio del Veneto sulle materie del SUAP e oggi in particolare sull'autorizzazione unica ambientale, AUA. La Regione ha sottoscritto una convenzione con Unioncamere del Veneto che oggi rappresento per la realizzazione di queste iniziative ed altre iniziative che, come dicevo, concludiamo oggi. A parlare delle problematiche della SUAP e dell'AUA abbiamo fatto venire su da Roma l'ingegner Carlo Apponi e il consigliere di Stato Raffaello Sestini, che sono i padri del SUAP, quindi le persone più indicate per trattare gli argomenti e per rispondere alle vostre domande. Hanno un'esperienza pluridecennale e quindi sono proprio le persone più indicate. Loro tratteranno prevalentemente gli aspetti giuridici. Poi avremo Radames Refelato della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che invece illustrerà gli aspetti più tecnici e cercherà e simulerà con voi qui sul monitor, sullo schermo, il caricamento la compilazione del modulo di richiesta di autorizzazione unica ambientale. Ecco, io non voglio rubare altro tempo al lavoro, passo direttamente la parola al consigliere Sestini per la sua relazione. Grazie. Non è formale, vorrei ringraziare Unioncamere e la Camera di Commercio di Venezia e la Regione per aver organizzato questa iniziativa e avermi coinvolto, perché è stata un'esperienza molto interessante. È un giocattolo che abbiamo inventato 20 anni fa, quindi questo denota insomma la vecchiaia di chi parla, e però è un giocattolo che non è invecchiato così come i creatori, ma in qualche modo continua ad essere, anzi, ancora non ha raggiunto la maturità, siamo ancora in una fase di tardo adolescenza, come succede ai nostri ragazzi di oggi, che stentano a trovare una via fino alla trentina. Qui cominciamo ad arrivare verso la trentina come anni, siamo a 20 suonati, quindi è il caso di mettere a partito la vicenda dello sportello unico e metterlo finalmente a regime in modo definitivo. Diciamo, siamo alla maggiore età dello sportello unico. E quindi questa serie di incontri ci ha confermato che in fondo l'idea non era così malvagia da buttare, se ha resistito fino ad oggi, e se anzi al contrario l'idea è stata mutuata dall'Unione Europea, perché nel frattempo l'Unione Europea ha copiato è brutto da dire, diciamo, ha utilizzato lo stesso strumento dello sportello unico, prima nella direttiva servizi, la famigerata direttiva servizi, che pretende di far funzionare secondo regole concorrenziali
un'economia basata sui sottoscala e sulle lobby e cordate e monopoli ex di Stato, e viva Dio speriamo che ci riesca. E poi con un regolamento ancora successivo, questo, che prevede che lo sportello unico, lo strumento sportello unico, sia l'unico modo di dialogo unitario fra amministrazione e cittadini mediante modalità telematiche. Cioè esattamente quello che si era inventato lo sportello unico nel 97, come tentativo di far funzionare il rapporto fra amministrazione, imprenditori e cittadini, mediante una forma di comunicazione digitale e telematica, dematerializzazione di tutte le procedure. Considerate che il primo regolamento sullo sportello unico, il 447, fu il primo testo normativo italiano a parlare di informazione e pubblicità online mediante pubblicazione sul sito internet. Perché finora ci vuole del bello e del buono per riuscire a convincere gli amici del Ministero della Giustizia come del Quirinale a far passare una norma del genere che rompeva tradizioni e inseriva terminologie che erano astruse e aliene rispetto al bel mondo antico in cui andavamo a intervenire. Quindi questa è stata un po' l'origine. L'origine derivava dalla lamentela continua degli imprenditori circa la difficoltà di fare impresa in Italia, ma anche dalle rimostranze dei cittadini sotto forma di associazioni ambientali e di consumatori circa l'inadeguatezza dei controlli pubblici sulle imprese. E da questa sinergia derivava, in parte deriva ancora oggi, un problema serio dell'Italia nelle statistiche internazionali che riguardano il fare impresa. Perché voi sapete che la Banca Mondiale e l'Ocse hanno dei report su questo, e c'è il Doing Business che dà una classifica mondiale, e noi all'epoca in cui facevamo lo sportello unico eravamo dalle parti dell'Afghanistan, come amichevolezza verso l'imprenditore e libertà di iniziativa economica. No, del Turkistan, non so dove sia, però eravamo subito dopo il Turkistan. Quindi con lo sportello unico e con l'AUA, che poi vediamo questa mattina in particolare, già semplicemente per il fatto di scriverlo, cioè a prescindere dal fatto che la via per la loro messa in vigore sia stata così lunga, travagliata, appunto in un arco di 20 anni, comportò un salto di una quindicina di posizioni insieme all'iniziativa dell'impresa in un giorno, quelle società a responsabilità limitata unipersonale che non avevano bisogno del notaio per la Costituzione. Con questi mezzucci, artifici, non lo so, dalle gulei da uffici legislativi di governo, riuscimmo a far guadagnare, e purtroppo non eravamo a contratto diciamo a percentuale, alcuni miliardi di euro sui rating internazionali con i quali venivano fissati i tassi di sconto del debito italiano, solo per aver inserito norme che davano una spolverata di civiltà ai nostri rapporti fra amministrazione e il resto del mondo. Perché in queste statistiche, ancora oggi, la principale remora considerata dall'imprenditore per investire in Italia non è il costo del lavoro famigerato, anzi noi abbiamo uno dei costi del lavoro più bassi d'Europa, tanto per regolarci. Pensate che ha avuto un ricorso di un signore immigrato extracomunitario che, avendo perso il suo posto di lavoro in Italia, è stato assunto dal fratello che lavora in Germania e che lo ha preso per gestire la sua casa in Italia, fargli da maggiordomo. Naturalmente il Ministero dell'Interno ha cancellato tutto, noi abbiamo detto perché? Noi fare il maggiordomo in una casa è un lavoro, che lo paghi il fratello, lo paga il fratello, sì, quindi va bene, non è un lavoro finto, è un lavoro vero. Ma quel fratello in Germania guadagnava 3 volte
quello che guadagna, e quindi un terzo lo dava a lui per fargli il maggiordomo a casa. Quindi non è il costo del lavoro. I turchi in Germania guadagnano il doppio di un operaio specializzato in Italia. La comunità turca, che è la più grande comunità straniera in Europa, non i nostri immigrati, in Germania è la comunità più grande ed è tutta turca. Se voi girate le città tedesche hanno degli agglomerati, dei quartieri di provincia che sono assolutamente quadretti della Turchia, però mandano i figli a scuola, parlano il tedesco, come arrivano in Germania gli danno il corso gratuito per imparare la lingua e li integrano in modo immediato. Lo fanno anche gli italiani, nostri amici salentini, a cui i servizi sociali avevano tolto i figli perché erano poveri in canna, sono emigrati in Germania e l'anno dopo, li ho rivisti insomma andando al mare lì, erano felici e contenti, erano stati iscritti a una scuola, avevano imparato il tedesco, avevano un lavoro per cui guadagnavano 10 volte quello che avevano guadagnato in Italia l'anno prima, avevano ripreso i figli che stavano studiando tedesco ed erano amici dei loro compagni tedeschi. Quindi questa è una capacità che noi dobbiamo acquisire se vogliamo competere in questo mondo di oggi, che è questo mondo qui, cioè il mondo della globalizzazione, dell'economia che gira, dei soldi che si spostano con un click da una parte all'altra del mondo in un attimo, delle imprese che dicono che investono a Taranto e poi se ne vanno, cioè questo è il mondo. Quindi noi dobbiamo saper tenere questi imprenditori, perché sono più forti dello Stato italiano, molto più forti dello Stato italiano, sono gruppi economici che hanno un fatturato che è molto superiore al nostro bilancio. Allora questo vuol dire che noi dobbiamo da un lato saper competere a una scala di grandezza, a un livello di scontro adeguato, e questo è l'unico modo che abbiamo qui, è l'Europa, non ci sono alternative. E dall'altro, ammesso che l'Europa sopravviva, perché insomma è una sfida tutta in corso, non è detto, e dall'altro dobbiamo imparare a valorizzare le singole realtà locali, i benefit, gli output, gli skill, come dire, del territorio, in modo da valorizzare la tradizione, la cultura, le specificità, le eccellenze che sono nel territorio italiano. Perché è strano che tutti conoscano l'Italia come paese di eccellenza e poi noi, nonostante siamo una delle principali potenze industriali del mondo, non riusciamo a far valere questa nostra capacità e quindi viviamo sempre di rimbalzo sulle importazioni, sull'import-export, sulle guerre dei dazi doganali, sulla contraffazione cinese, perché la contraffazione cinese, almeno nella parte vestiario, è iniziata quando i nostri imprenditori hanno trasferito i telai in Cina, che costava meno. E quindi potrei fare nome e cognome dell'imprenditore che tutti sappiamo, quei telai dopo 6 mesi hanno iniziato a sfornare vestiti cinesi che arrivavano in Italia. Ovviamente, insomma, non ci vuole tanto a capirlo. Allora, per fare questo, per restare sull'eccellenza e quindi competere e dare ricchezza al territorio, consentire lo sviluppo del territorio, perché lo sviluppo del territorio vuol dire gente che lavora, che guadagna, che spende, che acquista prodotti, quindi è un giro di economia che fa sì che le famiglie vivano meglio, abbiano figli, noi siamo in crisi di natalità micidiale, se voi girate molte realtà italiane sono solo i figli degli extracomunitari, non ci sono figli italiani, quindi questo è l'estinzione di una cultura, quindi cominciare a avere i soldi per fare servizi, gli asili, l'assistenza, e da questo creare ricchezza sul territorio. Sono tutte cose dove l'amministrazione ha un ruolo fondamentale, perché un'economia di questo tipo ha bisogno di una forte regolazione pubblica che consenta all'imprenditore di essere libero. E non è una contraddizione. Quando vado nelle scuole a fare educazione civica, cito sempre il semaforo, tu sei libero in assoluto se puoi attraversare la strada come ti pare. Ma quando provi a attraversare la strada sei rotato da un camion non sei più libero e quindi in certi casi per attraversare la strada hai bisogno di un semaforo. Questa è la nostra economia. Abbiamo bisogno di verde e rosso per fare stop and go e pilotare, non tenere la gente ferma sul marciapiede senza farla attraversare, perché questo spesso fa l'amministrazione italiana. E invece noi dobbiamo favorire, e infatti il mio esempio non è più attuale perché il resto del mondo in Europa ha inventato le rotonde, che piano piano abbiamo introdotto anche noi, che è l'esempio classico di semplificazione amministrativa. Tu non hai più una regola rigida per cui stai fermo quando non serve,
ma è un sistema in cui tu ti muovi sempre sotto la tua responsabilità e se combini un pasticcio paghi la conseguenza perché la precedenza e il torto risultano dalle strisce sulla strada, perché la regola è univoca, chi entra a torto, chi c'era sopra ha ragione. Esattamente la logica dello sportello unico, della procedura unica da sportello unico dell'AUA. Questa è la logica. Non tenere la gente ferma inutilmente, ma farla circolare il più velocemente possibile senza creare danni al mondo in cui questo avviene, cioè alla comunità, lavoratori, consumatori e popolazione residente. E questa è stata un po' la sfida. Infatti il sistema amministrativo preesistente non si è sempre rivelato all'altezza. Se quello che adesso ci siamo detti è vero, noi abbiamo uno Stato che ha bisogno di impicciarsi sempre di più cose per garantire i diritti dei cittadini e lo deve fare perché glielo impone la Costituzione, articolo 2. Quindi se lui deve garantire i diritti inviolabili della persona, vuol dire deve occuparsi dell'ambiente, della salute, della qualità di vita, dell'istruzione, di tante cose. Allora questo vuol dire che quando c'è un'attività economica, la libertà del singolo deve essere misurata su tanti parametri. Per cui se io, il ricorso della settimana scorsa, se io, come succede ancora da alcune parti in Campania, ho un camioncino che fa le radiografie a casa del paziente anziché portarlo in ospedale e poi faccio ricorso, arrivo fino al Consiglio di Stato, quando finalmente la Regione dice però almeno non ti sovvenziono, bisognerà che la gente vada in una clinica attrezzata, schermata, col piombo, non col furgoncino mentre la gente passa accanto che fa le lastre. Bene, oggi, settimana scorsa, non una cosa di Sofia Loren, dei film L'oro di Napoli. Ci sono casi, molti casi, in cui la libertà individuale ha bisogno di regolazione per evitare pubblica, per coordinarla con gli interessi pubblici protetti dallo Stato, che sono sempre di più, abbiamo detto, perché non è solo la proprietà privata, non è solo la difesa delle frontiere dall'esercito invasore, secondo il modello dell'Ottocento di Cavour, è un modello in cui la Repubblica garantisce i cittadini e, dice sempre la nostra Costituzione, elimina gli ostacoli che impediscono ai cittadini di esercitare i propri diritti. Quindi ha un ruolo attivo. Però questa cosa non la facciamo col modello di Cavour, cioè quello dell'Ottocento, quando lo Stato si occupava solo di proprietà privata e di difesa dei confini. E questo ovviamente crea un pizzico di attrito, perché è un conto se io ho solo il testo unico di pubblica sicurezza per cui vado dal questore, il questore va dal prefetto, il prefetto va dal ministro dell'interno, il ministro dell'interno parla con re, ci metto 6 mesi per avere una risposta, però la risposta arriva ed è univoca. Vuoi aprire un bar o hai la porta sulla strada che consente di vedere chi c'è dentro, in modo che so che dentro non ci sono cospirazioni, gruppi armati, giochi d'azzardo, peggio, che si svolgono nel tuo locale, oppure non ti autorizzo. Se poi becco dentro qualcuno che fa queste cose ti chiudo il locale. È ancora oggi così, però è semplice. Però con questo nuovo Stato invece devo controllare che cosa dai da mangiare, è scaduto buono, quelli che lavorano lì dentro hanno malattie infettive, quelli che lavorano lì dentro hanno i diritti di assistenza e previdenza, oppure poi sono sul groppone del servizio pubblico quando succede qualcosa e che nessuno gli ha pagato i contributi. Questo esercizio attira clienti che poi parcheggiano in mezzo alla strada, fanno schiamazzi di notte. Vedete quante cose? Fa saltare la luce a tutto il quartiere perché assorbe troppo con tutte le sue lampade stroboscopiche e i suoi altoparlanti, ha la sicurezza antincendio per cui tutti riescono a uscire se succede un guaio, o come spesso succede invece rimangono dentro come topi. Quindi vedete che sul modello originario, per cui quel bar lo aprivo con una sola autorizzazione, si insedia una serie multipla, plurima di autorizzazioni, molte riferite al contesto ambientale, ai profili ambientali, perché ovviamente l'ambiente è il luogo dove noi viviamo e quindi è impossibile vivere bene in un ambiente che è sbagliato,
che è inquinato, che non è a misura d'uomo, che è pericoloso. Questo comporta il fatto che a fianco di quell'unica autorizzazione del questore si abbinano una serie X di autorizzazioni, tante autorizzazioni, ognuna fa capo a un ufficio diverso, che poi col decentramento, che è previsto dalla nostra Costituzione, articolo 5, fa capo anche a centri decisionali diversi. Quindi ho uffici periferici dei comuni, le circoscrizioni, ad esempio a Roma io ho avuto un ricorso circoscrizione contro il comune e non si capiva l'avvocatura comunale chi doveva difendere, perché difendeva tutte e due, quindi era una cosa che non funzionava. Su un'edilizia, su un palazzo si andava buttato giù un piano o tutto il palazzo. E poi ho le province, che siamo riusciti a rendere non democratiche, ma lasciandogli poi gli stessi compiti amministrativi. Quindi le province ancora stanno lì, non è che non ci sono più, forse per fortuna, e che hanno compiti in materia di inquinamento e tante altre cose. E poi ho le regioni, con le leggi regionali che valgono più dei regolamenti statali, con un principio di specialità, per cui dove la competenza è regionale vince la regione, qualunque cosa possa dire lo Stato. E questo confine è sempre incerto, come il caso di questa partita, dello sportello unico e delle autorizzazioni ambientali. Ma ho tanti enti intermedi, autorizzazioni delle camere di commercio, autorizzazioni delle autorità portuali, poi ho i regolamenti e le sanzioni delle autorità indipendenti e poi ho il livello comunitario. Allora, in tutto questo ho una rete complicatissima a cui un povero singolo imprenditore deve fare fronte se decide di aprire il baretto di qui sopra. Quindi che deve fare? Deve munirsi di esperti, di consulenti, parentesi. Ma voi che siete di una città storica, insomma, la città che per prima ha issato il vessillo italiano con Manin, lo sapete? Insieme al Leone di Venezia, col referendum per entrare in Italia. Lo sapete qual era il lavoro intellettuale più diffuso il giorno dell'Unità d'Italia? Quelli che scrivevano e leggevano le lettere agli analfabeti, perché noi eravamo un popolo di analfabeti. Qui era circa il 60% di letterati e nel sud era il 10%. Quindi rispetto a un popolo di analfabeti, quelli che sanno leggere e scrivere hanno un potere incredibile, hanno il know-how. E quindi erano quelli che scrivevano lettere per fidanzate e fidanzati, che sceglievano fidanzate e fidanzati sostituendosi agli autori, insomma potevano fare quello che volevano, perché il cittadino non era in grado di dialogare, di parlare con il mondo. Bene, allora questo povero imprenditore con i suoi esperti e consulenti presenta X domande, 1, 10, 20, dipende dal tipo di procedura, da quanti profili ci sono. Le amministrazioni cominciano a rispondere e quindi un'amministrazione risponde il giorno dopo, qualcuna dopo una settimana, qualcuna dopo un mese, qualcuna mai. A quel punto tu hai 10 autorizzazioni, di cui 9 pronte e una che manca e non puoi fare niente. E allora quello che non risponde mai diventa l'ufficio più prezioso. L'ufficio devi blandire, pagare, coccolare, con convegni, con corsi, con formazione, con promozioni, con assunzioni in deroga, perché quello di cui hai bisogno. L'ufficio che lavora bene lo lasci, non importa niente a nessuno, lui lavora, sta lì, nelle miniere di sale e va bene. Quell'altri andranno a fare carriera in giro per il mondo non lavorando, perché è logico, se poi usciamo dalla logica virtuosa, entriamo in altre logiche, ovviamente ho altri sistemi, se sono un imprenditore più smart, per convincere l'ufficio di Ottoso a finalmente darmi una risposta. Quindi questo è il modello, ma la cosa più psichedelica accade quando arrivano risposte diverse, non coordinate. Per cui voi con che uffici siete? Dove lavorate? SUAP? Tutti SUAP o siete...
Quindi con l'ARPA? La provincia. Quindi tipo la provincia allora esamina e fa una prescrizione per l'inquinamento. Ad esempio può dire, siccome questa attività artigianale produce un particolato che si deposita sul campo di carciofi che è a fianco, mi devi fare una ciminiera alta almeno 30 metri, così il vento disperde l'emissione. C'è nessuno della soprintendenza? Poi arriva la soprintendenza e dice, va bene, ma così mi toglie la vista del campanile di San Marco, quindi torna giù con quella ciminiera e fammela alla metà, 15 metri. E che fa l'imprenditore? Fa una ciminiera a fisarmonica, con la manovella, si alza e si abbassa. Vedete che è un sistema che non funziona. Chi ha ragione? Tutte e due hanno ragione, però tutte e due le cose insieme non si possono fare. Allora, questo è il sistema alternativo allo sportello unico, e vedete che è un sistema che non regge. Allora il tentativo, la sfida è stata quella di fare un sistema diverso, che vi dico è stato copiato dall'Unione Europea, un sistema che mette in connessione stretta i cittadini, che non sono il cittadino, guardate bene, perché i cittadini sono armati l'un contro l'altro. Cittadini vuol dire l'imprenditore, i concorrenti dell'imprenditore. Chi di voi si è mai occupato di farmacie sa cosa voglio dire. Provate a aprire una farmacia nuova e vi sbranano tutti i farmacisti che ci sono. Cittadino vuol dire i consumatori, che pretendono di avere un servizio adeguato e che in realtà oggi sono protetti solo da TripAdvisor. Quindi diciamo, questo non va necessario, che Confcommercio ha cercato di farci chiudere. Quindi facendo loro segnalazioni finte, dicendo ma guarda, si possono fare segnalazioni finte. Bravo, e tu vieni anche a dirmelo che ha fatto segnalazioni finte. E questa è stata la vicenda. E quindi TripAdvisor ancora esiste, come Uber, come tante altre cose che hanno cercato di farci chiudere per motivi giuridici, perché economicamente non, insomma, erano inarrestabili, perché l'economia va avanti. Quindi quando le regole del diritto si affiancano a quelle dell'economia e la regolano è un conto. Quando le regole non sono più per l'uomo, ma diventa l'uomo, quando l'uomo diventa per le regole, ovviamente gli uomini, che stupidi non sono, trovano il modo di sfuggire alle regole. Quindi la regola diventa la famosa grida manzoniana e tutto rimane com'è. Allora, bisogna intervenire su un guazzabuglio del genere. La proposta che arrivava da Confindustria, da Confcommercio, da tutte le associazioni imprenditori, ma che poi abbiamo visto, vi ho appena detto, è stata mutuata anche a livello fuori dall'Italia, era quella di trovare un punto di snodo unico che mettesse in contatto tutti i soggetti. Quindi vi dicevo, i cittadini in tutte le loro sfaccettature e le amministrazioni in tutte le loro sfaccettature, perché amministrazione non è solo amministrazione oggi, è le amministrazioni. Di nuovo io ho avuto ricorsi, regione contro comune di Roma per la storia dei rifiuti, dove fare le discariche. ATAC, cioè azienda di servizi di trasporto, se trasporto si può dire, di Roma contro il Comune di Roma. Ormai è normale che le amministrazioni bisticcino fra di loro anche di fronte al giudice amministrativo. Quindi in questo mondo variegato il tentativo di raccordo è avvenuto mediante lo sportello unico per le attività produttive. Sportello unico che ha dato luogo con la sua costituzione a una montagna di critiche e di problemi applicativi, proprio per chi andava un po' a tirare un sasso nello stagno, cercando di cambiare non solo le regole del gioco e non solo di fare una semplificazione amministrativa, quello è facile. Voi vedete che tutti i governi che si alternano, tutti i parlamenti che si alternano, ognuno fa semplificazione. La semplificazione è prendere un foglio di carta in cui si dice che tu fai una cosa in 10 giorni e senza averti interpellato dire che la fai in 5, senza sapere che tu in realtà non l'hai mai fatta o la fai in 60 giorni. E quindi lasciano ovviamente il tempo che trovano, anzi sono ideologicamente scorrette, perché danno una realtà, sono un po' come i cartoni animati dove il topo vince sempre sul gatto, non ha grosso senso. Questa invece non era una semplificazione, era un ribaltamento delle regole del gioco, cioè un approccio culturalmente diverso. E questa logica è stata ben interpretata dalla Corte Costituzionale, chiamata, se non erro, proprio dalla Regione Veneto,
a pronunciarsi su questa vicenda. La Regione Veneto si è pronunciata su questa vicenda e su... La Regione Veneto è una delle regioni più attente e quindi ha fatto ricorso sia per questa sentenza qui e quindi come si interpretava il procedimento dello sportello unico, e successivamente ha fatto ricorso quando nel 2005 c'era la conferenza di servizi per la variante dello sportello unico in base all'articolo 5 del 447 del 98. In quel caso le decisioni in conferenza venivano prese a maggioranza. Siccome quando partecipava la regione non curava interessi sensibili, se diceva no nessuno se la filava a quel punto, e quindi a questo punto il no della regione permetteva anche le varianti del piano regolatore. A quel punto la Regione Veneto ha fatto ricorso e la Corte Costituzionale gli ha dato ragione, perché siccome il territorio è cogestito da regione e comune, il no della regione bloccava la variante. Quindi voi, insomma, la Regione Veneto è attenta a queste cose. Questo è molto positivo. Il ricorso del Veneto consentì questa sentenza che chiarì in modo univoco il senso di questa nuova disciplina e quindi consentì di fugare alcuni dubbi e alcuni tentativi di borseggio di competenze di altri uffici e di rendere però effettiva ed efficace la nuova previsione. La Corte Costituzionale ci dice che questo è un procedimento di procedimenti, cioè se oggi io ho bisogno di 10 competenze che devono esaminare 10 profili di interesse pubblico specifico per valutare da tutti i punti di vista una certa iniziativa economica, quelle 10 competenze restano tutte, dice la Corte Costituzionale. Nessuna competenza viene eliminata né subordinata ad altre. Non è il colpo di mano della legge obiettivo che improvvisamente ti dà un'opera strategica e te la fa fra capo e collo e poi non sarà fatta perché la comunità locale è contraria. Guardate il Frejus, guardate la TAV, quello che succede, la TAP, cioè sono cose che costano 5 volte più che tutto il resto del mondo e durano 15 volte più che tutto il resto del mondo, perché sono fatte contro il mondo, quindi non ha nessun senso. Altrove si fanno le public hearing e si arriva a una conclusione condivisa da tutta la comunità locale e poi le cose si fanno. E questa c'è una bella differenza. Allora, qui non c'è nessuno scippo in questo senso, cioè non è un provvedimento d'autorità che supera la rappresentanza democratica, al contrario, consente di coordinare tutte le competenze tecniche di ogni livello, statale, regionale, comunale, in modo da avere una risposta unitaria rispetto a una domanda che è necessariamente unitaria. E questo consente una maggiore efficienza, una maggiore rapidità, ma soprattutto una maggiore trasparenza e una maggiore linearità, tagliando un po' le ali ai furbi, perché oggi l'imprenditore sceglie dove presenta per prima la domanda, perché si fa autorizzare un pezzo, il pezzo tranquillo, e poi voi guardate in una fase 2 il resto del progetto e scoprite c'è qualcosa che non va, ma quello ha iniziato. E quindi diventa difficilissimo riuscire a metterci le mani sopra. O viceversa, l'imprenditore è una persona per bene, fa tutto a regola, quindi presenta le domande insieme e non inizierà mai perché ci sarà sempre un'amministrazione che dirà di no. Tu vuoi fare il negozio da parrucchiere, da barbiere, va benissimo, non ti autorizzo perché non hai requisiti igienici, perché non hai il locale. Tu compri il locale, lo attrezzi. No, perché il locale urbanisticamente non è adeguato, fai la variante, lo rendi funzionale come destinazione. No, perché hai prima della liberalizzazione che faceva parte dello stesso pacchetto di riforme. No, perché hai un altro barbiere troppo vicino. E poi riesci... no, perché non hai il titolo di studio professionale, devi prendere il brevetto dalla regione. Va bene, faccio il corso. No, il corso lo facciamo l'anno prossimo. Così per le guide turistiche.
guide turistiche è un mestiere liberalizzato, ma deve avere il brevetto linguistico. Le regioni non fanno i corsi per i brevetti linguistici e quindi le guide turistiche sono sempre le stesse, anziane, col bastone, trovate di tutto, perché per i giovani è difficilissimo riuscire a entrare in quel tipo di mercato, che invece dovrebbe essere un lavoro da giovani. Ma voi girate all'estero, vedete le città straniere, Parigi, Londra, Berlino, vi capita di trovare, non so qui, come a Roma sicuramente, vigili urbani in mezzo alla strada a dirigere il traffico a 60 anni, in procinto della pensione? Sono ragazzini di 20. Poi tu fai una carriera e vai da un'altra parte. C'è mobilità. Noi no. Allora, vedete quante cose, questa cosa dello sportello unico orecchia e incide su tanti profili dove l'Italia avrebbe bisogno di uno svecchiamento, di un allineamento europeo, per così dire, comunque a democrazie che hanno avuto più tempo per imparare il mestiere. E quindi in questa logica, ci dice la Corte Costituzionale, restano tutte le competenze di prima, quindi nessun interesse pubblico è pregiudicato, ma quelle competenze si coordinano tutte in un unico procedimento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo procedimento sarà fatto in modo che la domanda entra in un luogo solo, lo sportello unico. La risposta, cioè il provvedimento finale o il non provvedimento, se è una procedura accelerata, poi le vediamo, esce verso il richiedente mediante lo stesso canale, quindi tramite lo sportello unico. Tutti i contatti sono univoci. Avete fatto qualche vacanza in famiglia? Vi è venuto, almeno da noi funziona così, la moglie è la capa della famiglia e fa tutto, e quindi è quella che chiama l'albergo, prenota, organizza. E poi è quella che paga perché sa gestire bene la carta di credito quando arriviamo lì. Qualche volta mi intrometto come amministrazione terza della famiglia e provo a entrare nella prenotazione della camera, ma non sposto qualcosa e il tipo non mi riconosce perché parla con quell'altra, per cui succedono disastri incredibili. Una volta siamo stati ospitati in una caserma dei carabinieri perché arriviamo e non c'è più l'albergo, perché nella confusione si sono sovrapposte linee diverse. Quando voi fate un'istruttoria, amministrazioni terze, dialogando con l'imprenditore direttamente, e quando voi SUAP lasciate, o meglio incitate le amministrazioni a fare questo, state facendo gli stessi danni che faccio io quando chiamo l'albergo. Non funziona così, ci vuole una linea univoca di comando. Quindi se tu dialoghi con l'imprenditore, sei tu che dialoghi con l'imprenditore, non un altro. E se tu stai esaminando quel profilo, lo fai insieme a quello che dialoga con l'imprenditore. Vi dico, nel mio lavoro noi facciamo pubbliche udienze, siamo 5, presidente più 4 consiglieri di comune e relatore. Io, anche se sono il relatore, non parlo con l'avvocato, il presidente parla con l'avvocato. Se ci mettiamo a chiacchiericciare in 5 con l'avvocato, A, lo storniamo di chiacchiere e quindi non è in grado di fare il suo lavoro. B, viene fuori un guazzabuglio, un talk show, buono per le notti con Vespa, ma non per chi ha l'insonnia, ma non per decidere una causa. E quindi uno solo parla con l'avvocato, gli altri parlano con lui. Dopodiché ti capita il presidente dice, diglielo tu, ma stai parlando a nome suo. Il SUAP dice andiamo insieme a fare il collaudo, il sopralluogo, chiediamogli questa cosa, ma col SUAP, non da soli. Cioè non mando allo sbaraglio l'altra amministrazione che l'imprenditore non ha mai visto. E d'altra parte non consento all'imprenditore di scegliere l'amministrazione con cui parlare, da cui andare, perché dovete essere sicuro che quella non è l'amministrazione dove lui ha un cugino, lo zio, un debito in corso, un motivo particolare, che poi mette nei guai l'amministrazione. Quindi tutto questo non è una rigidità, è un'efficienza, una funzionalità e non è un venir meno sulla convinzione delle capacità o della correttezza di un ufficio anziché di un altro. È un modo per far viaggiare tutti gli uffici allo stesso modo. Per cui come avviene?
tipica di sportello unico avviene considerando lo sportello unico l'unico soggetto di riferimento territoriale e quindi utilizzandolo come punto d'ingresso e uscita di tutte le comunicazioni via telematica e utilizzandolo anche per l'informazione con i cittadini. E lo sportello unico vale in tutti i casi in cui non ci sono eccezioni specifiche. Le eccezioni specifiche sono i casi in cui non c'è quella rete di interessi che vi ho detto. Quindi secondo due criteri che sono nati dal diritto europeo, ma sono ormai utilizzati dai giudici amministrativi e sono usati dai giudici amministrativi per decidere quando voi avete un ricorso con parcella dell'avvocato astronomica perché individua l'eccesso di potere con 2000 fattispecie sintomatiche, per cui trovate un motivo di ricorso di una pagina e mezzo per dire che l'amministrazione si è mossa non per tutelare quell'interesse ma per fatti propri o perché non ha capito niente di cosa serviva a quell'interesse, in realtà noi lo traduciamo con le 3 paroline magiche che sono state insegnate dalla Corte di Giustizia europea: la ragionevolezza, l'adeguatezza e la proporzionalità. L'intervento di una pubblica amministrazione, un intervento con potere pubblico, deve essere ragionevole, adeguato, proporzionato. In questo modo riesco a capire che anche questa esclusione. Io ho lo sportello unico quando questo è ragionevole, adeguato e proporzionato rispetto all'esigenza di mettere in fila tutti i diversi interessi pubblici connessi. Quando l'interesse pubblico prevalente, di gran lunga prevalente, è uno solo, non ho bisogno dello sportello unico e quindi non lo faccio. Cioè non è decidere se oggi piove e non vado a pescare perché tanto i pesci vengono su con l'acqua alta, non c'è bisogno. Oggi c'è il sole e vado a pescare. Non c'è una scelta. Quella scelta è una funzione. Cioè se serve all'interesse pubblico lo faccio, se non serve non devo farlo. La discrezionalità è questa, non è che decido io di che colore fare le pareti, sto decidendo se metto il tetto o no su quella casa e quindi se c'è sole o piove lo valuto io, ma è un dato oggettivo. Se devo farlo lo faccio, se non lo devo fare non lo faccio. Allora, queste sono le esclusioni perché secondo quelle 3 paroline sono i casi in cui non è utile che ci sia lo sportello unico e quindi non deve esserci. Nella Regione Veneto avete una cosa in più, perché la Regione con una propria legge ha deciso che quando c'è la valutazione di impatto ambientale è il soggetto preposto a svolgere la valutazione di impatto ambientale e non il SUAP a gestire l'intero procedimento. E anche questo, se utilizzate, intanto è una legge regionale, quindi una legge prevale sul regolamento dello sportello unico, finché la Corte Costituzionale non la annulla, quella legge resta. Insomma, tanto per andare per gradi, quindi quello è il diritto vigente nel Veneto. Ma ha anche un senso, perché secondo quelle stesse 3 paroline, se io ho un soggetto che gestisce tutta la procedura arriva al provvedimento finale, perché ormai la regola è che c'è un'autorizzazione integrata ambientale che si affianca alla valutazione di impatto ambientale, visto che quella è una procedura, viva Dio, vera, di istruttoria pubblica con tanto di public hearing stile nord europeo e quindi è il procedimento per eccellenza, cioè è il procedimento più ampio e più garantista che ci può essere. Allora, in quel caso può essere ragionevole che sia superfluo lo sportello unico perché tutto avviene dall'altra parte. Un caso particolare invece, poi lo vediamo, è il caso dell'acqua, cioè per gli impianti che sono sotto la soglia di rilevanza per la valutazione di impatto ambientale e della valutazione integrata ambientale, che però hanno necessità di autorizzazione ambientali, che è una sottospecie, diciamo, di caso, e poi la andiamo a vedere, proprio perché è un caso particolare. Comunque, dove non c'è un'eccezione, e le eccezioni, vi dico, sono tassative, perché questi casi sono in legge, discariche, rifiuti radioattivi e così via, e il problema della via è in legge regionale. In tutti gli altri casi il procedimento è unico. Unico vuol dire unico. Non ci sono fratelli siamesi, gemelli, cose che bisogna... Non c'è la caccia a 10 piccole differenze, è quel procedimento. Quindi ce n'è uno solo.
c'è la domanda. E a questo punto diventano pareri, atti endoprocedimentali, ma sono identici a prima. Il fatto che sia endoprocedimentale o no cambia sul momento in cui decorre il termine per impugnare. Non c'è nessun altro effetto sostanziale su questa cosa, perché comunque integrano il contenuto dell'atto finale. Quindi prima erano illegittimi in proprio, ora diventano illegittimi perché danno illegittimità derivata al provvedimento finale. Prima li impugnavo subito, ma potevo dire che finché non c'era il provvedimento finale non c'era il danno, perché non sapevo se poi veniva recepito e quindi potevo anche non impugnarli subito, magari il giudice mi dava ragione. Adesso li impugno dopo, quando arriva il provvedimento finale, però poi devo impugnare anche l'atto presupposto, quindi non cambia assolutamente niente, però si diventano atti endoprocedimentali. Compreso il permesso di costruire, perché il permesso di costruire o comunque il titolo edilizio, la scia, la scia rafforzata, quello che di volta in volta riguarda il titolo edilizio, dice la normativa duplice, il 380 per quanto riguarda l'edilizia e il 160 per quanto riguarda lo sportello unico, incrociandosi fra di loro, che quando la valutazione edilizia ed urbanistica è riferita a un'attività produttiva, siccome è strumentale a quell'attività produttiva, tutto avviene presso il SUAP. Quando l'attività edilizia è civile, non è riferita a attività produttive, anzi è lei stessa un'attività produttiva, costruire qualcosa, a quel punto non c'è più il SUAP, ma c'è il gemello del SUAP, anzi il fratellino minore, che è il SUE, lo sportello unico per l'edilizia, che funziona esattamente come il SUAP. Ma in molte realtà, credo anche qui, la scelta è stata quella di unificarli, perché non ha senso tenerli separati. Quindi in realtà il SUAP fa tutto. Si occupa sia di edilizia, del resto se ci pensate bene l'edilizia è un'attività economica, perché la realizzazione del manufatto comunque è un'attività imprenditoriale. Basta non si limiti lì, cioè noi smettiamo di costruire scatole vuote che poi non hanno un'attività che si svolge all'interno, perché hanno trovato un finanziamento magari europeo, però poi rimane, se andate soprattutto verso il sud dell'Italia, è pieno di ipermercati vuoti, abbandonati perché ce n'erano troppi e non hanno retto la concorrenza fra di loro. Passa attraverso il SUAP. Perché c'è tutto questo interesse per il profilo urbanistico ed edilizio? Perché le attività economiche che ci interessano, che ci riguardano, sono quelle che riguardano il territorio. Il DPR 160, come già il suo progenitore, il 447, come la legge di base, quindi si torna ai 20 anni precedenti, in realtà si occupava delle attività economiche, vedevamo prima, che hanno un impatto positivo e negativo sulla comunità locale. Ci sono altre attività economiche che non hanno nessun tipo di impatto locale, perché sono dematerializzate in modo completo. Sempre più spesso questo accade. Pensate al consulente finanziario che col suo personal computer da casa, collegandosi a internet, con un clic sposta qualche miliardo di dollari di qua e di là dall'oceano. Non c'è un impatto diretto sull'organizzazione del territorio, non ha neppure una segretaria. L'impatto sarà sui consumatori che bevono le fesserie che gli ha raccontato e hanno firmato titoli di investimento folli, casomai. E quindi quel tipo di attività sarà soggetta a registrazione e vigilanza della Banca d'Italia come della Consob. Cioè i tipi di controllo saranno adeguati, ragionevoli, proporzionati a quel tipo di attività. Se io mi impicciassi delle attività che non hanno grip sul territorio, non sarei né ragionevole, né adeguato, né proporzionato, perché quel controllo non si sposerebbe mai con l'interesse pubblico che devo perseguire.
A me una volta è toccato, a me e ai miei colleghi, riaprire per 5 volte una carrozzeria che andava chiusa sotto tutti i punti di vista, perché era sempre stata chiusa da un'amministrazione diversa da quella competente. Perché aveva avuto l'ASL e si era impicciata appunto della parte urbanistica, poi aveva avuto la provincia che si era impicciata un altro profilo di sicurezza dei lavoratori che non era suo, e poi l'ufficio del lavoro si era impicciato invece di un problema di tutela dei consumatori che non era suo, e poi un altro e poi un altro, e questi continuavano a riaprire perché vincevano tutte le cause, pur essendo vere tutte le cose che erano state dette. Quindi a farsi friggere. Secondo, deve essere informato l'imprenditore sulla sua domanda. Io presento la domanda e poi che succede? Giro gli uffici, passo. C'è un bel cartone animato di Asterix, quando Asterix chiede un permesso all'impero romano, girando da una tavola scolpita di pietra ad un'altra nei diversi uffici, quindi è un problema risalente secondo i due disegnatori, che non a caso non sono italiani, sono belgi. Quindi è necessario che l'imprenditore sappia dov'è la sua domanda e che stato è, se sta dormendo su una scrivania, se in uno di quelle strane mostri mitologici che sono il trasferimento del fascicolo, perché in realtà se voi prendete un procedimento in Italia, quel procedimento è fatto di 100 giorni, 95 sono di trasferimento degli atti, 5 di lavoro di qualcuno sull'altro. Trasferimenti attese sono tutto il tempo del procedimento. Quindi l'imprenditore deve essere informato di tutto l'iter step by step. Solo lui? No, tutti. Perché se abbiamo detto che l'economia è libera, il principio è quello sancito dalla Costituzione, libertà di iniziativa economica, concorrenza sancita dall'Unione Europea, allora vuol dire che tutti gli imprenditori devono sapere cosa fanno tutti gli imprenditori. C'è un brevetto, c'è un'opera d'ingegno, c'è un disegno industriale, c'è un profilo di privacy, vero? No? Basta. Il dato è pubblico. È l'imprenditore che deve motivare perché quel dato deve essere tenuto oscurato. E comunque oscuro solo quel dato, non tutto il resto. Guardate, questo è un vizio generale, per primi noi, perché il nostro regolamento ci impone di oscurare il nome del ricorrente quasi sempre, per un motivo o per l'altro. Per cui voi pensate a un bel telefilm di Perry Mason, beh, insomma, perché più anziano, i giovani non so, a un telefilm di chi può essere Sherlock Holmes, la nuova serie inglese, chi vi pare, quando fanno Stati Uniti, gli Stati Uniti d'America contro il signor Smith, e poi pensate alla stessa cosa tradotta in Italia, la Repubblica Italiana contro il signor A. Non funziona, non è la stessa cosa. Quel mondo vige sul principio della responsabilità e della libertà. Tu sei libero, ti prendi la responsabilità delle tue scelte. Noi viviamo sugli schermi che nascondono la verità. Non è la stessa cosa. Se noi non impariamo questo mestiere, è difficile che riusciamo a competere nel mondo in cui stiamo vivendo. Quindi l'accesso oggi è per tutti quelli che hanno un interesse al procedimento amministrativo, legge 241 del 90, 30 anni fa, per tutti quelli che sanno accendere il computer e andare su internet, perché il decreto legislativo 33 del 2013 dice che tutto viene pubblicato
Ma questo lo diceva già la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, quindi i dati ambientali, che sono buona parte dei dati che riguardano le autorizzazioni, devono essere pubblicati fin dall'86. Una modifica del 2016 di quel decreto legislativo ha previsto l'accesso civico, che è rivoluzionario, perché è legato a sistemi di autogoverno che sono nuovi per questo Paese, ma ha una base costituzionale. Allora, chiunque cittadino, singolo associato, ha diritto a richiedere tutti gli atti che non sono già pubblicati, secondo quello che vi dicevo, su internet dall'amministrazione o non sono ancora stati pubblicati dall'amministrazione. E lo può fare non perché è un interesse privato personale, ma perché aziona un bene comune che è quello della partecipazione popolare al controllo e al sviluppo e implementazione dell'attività amministrativa, secondo il sistema di autogoverno. E questo non è una mia aspettativa o una mia chiacchiera, è l'articolo 118 della Costituzione, che nel suo testo attuale dice che la Repubblica favorisce il principio di sussidiarietà in senso orizzontale, tutto vicino ai cittadini. È il motivo per cui lo sportello unico è presso il Comune, è presso la Camera di Commercio. Perché? Perché il Comune rappresenta in modo democratico, con le elezioni, chi vive nel Comune, e quindi chi meglio di chi rappresenta gli abitanti del Comune è in grado di capire se quell'attività economica porta ricchezza oppure un problema. E perché la Camera di Commercio rappresenta gli imprenditori che operano in quella provincia, più province associate adesso. Per cui chi meglio della Camera di Commercio sa che cosa accade lì e quindi quali sono le esigenze degli imprenditori. Allora lo sportello unico è incardinato presso il Comune e non può essere altrimenti, per regola costituzionale, sarebbe illegittima una scelta diversa. Se però lo sportello unico non può essere attivato perché il Comune è troppo piccolo, non ce la fa, non ha le risorse e i mezzi, si può associare e quindi può essere associato fra più comuni, ma il Comune può anche fare una convenzione e farlo gestire alla Camera di Commercio. Ma se non lo fa, va in automatico alla Camera di Commercio la gestione dello sportello unico, per legge. Perché? Perché c'è il principio di sussidiarietà, ve l'ho detto prima. Ma lo stesso principio di sussidiarietà dell'articolo 118 della Costituzione dice anche che la Repubblica favorisce l'iniziativa autonoma dei cittadini per partecipare alla gestione della cosa pubblica. Ed è su questa base che esiste l'accesso civico agli atti. Una sentenza del Consiglio di Stato di questa primavera, un paio di mesi fa, ha consentito l'accesso della Confagricoltori a tutti i dati su tutte le importazioni di latte in Italia, ritenendo che non sia stato provato nessun interesse particolare contrario e che la regola debba essere quella della pubblicità assoluta. Guardate che questa storia la dovreste percepire bene voi qui in questa sala guardando fuori dalla finestra, perché in realtà l'Italia ha avuto i primi esempi di autogoverno e sono stati i comuni, le signorie, le repubbliche marinare, Venezia. Cioè questo è un esempio storico di cos'è l'autogoverno. La Repubblica di Venezia funzionava su mandato delle famiglie che avevano i maggiori interessi nei traffici mondiali di tutto il mondo conosciuto allora, che gestiva Venezia, e che venivano regolati secondo una forma di rappresentanza democratica secondo l'epoca. Quindi quella era una forma di autogoverno, così come il Comune di Firenze, così come il Ducato di Milano, e infatti sono i luoghi in cui è iniziata la rivoluzione industriale, diciamo che hanno avuto il maggiore sviluppo economico, non a caso. Quindi in qualche modo vi sto dicendo che siete chiamati a un bel compito, perché dovete essere all'altezza di una tradizione che è alta, che è molto superiore a quella dell'autogoverno del paesino del Sussex o nelle brughiere della Scozia, dove pure per prima è nata la rivoluzione industriale sugli stessi parametri. Si dice, e non sono in grado di valutare se questo sia vero, è un problema da storici, quindi è un altro mestiere, che il progresso in Italia sia partito da qui semplicemente perché il Po
allagava le pianure e questo faceva saltare i famosi muretti a secco che nel sud dell'Italia hanno impedito lo sviluppo dell'agricoltura, perché tutti coltivavano tutto e quindi c'erano sinergie e iniziative imprenditoriali, come accadeva in Inghilterra dove il vento spazzava via tutto, come accadeva in Germania dove le pianure in mezzo alle selve della Baviera erano sconfinate, come accadeva in Francia. Quindi vedete che non stiamo parlando di una semplificazione amministrativa perché è scritta in una norma, stiamo parlando del nostro modo di essere, di vivere, di lavorare da qui ai prossimi anni. Una sfida, una bella sfida devo dire, perché giochiamo con questo aggeggio che è il punto in cui l'Italia dialoga con tutto il resto dell'Europa, che contiene al suo interno tutti gli strumenti di comunicazione fra amministrazioni e fra cittadini e fra gli uni e gli altri, che consente di mettere in contatto l'amministrazione centrale e quella periferica, cioè tutti i problemi del titolo quinto della Costituzione. Nello sportello unico voi trovate sotto una regia comunale gli uffici statali, regionali, provinciali, quindi siamo a diversi livelli di governo del territorio. E attraverso il suo portale lo sportello unico consente l'informazione, che abbiamo detto è essenziale perché se io ho principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, il buon andamento e l'imparzialità necessitano di una verifica con il destinatario, l'interlocutore, cioè col cittadino, altrimenti chi è che valuta il buon andamento e l'imparzialità? Quindi necessariamente devo vivere in una scatola di vetro se sono un'amministrazione che ha quei due criteri davanti a sé. Adesso vi illustro in modo diverso dalle slide perché parlare una cosa e leggere un'altra, insomma non sono le stesse logiche di funzionamento, ma questo è anche chissà, forse è un esperimento, perché per imparare le lingue si fa così, si legge una cosa sentendone un'altra, in modo da associare. Adesso proviamo a associare i suoni alle immagini diverse della slide. Considerate questa slide sono fatte dall'ingegnere Apponi. L'ingegnere Apponi è il vero creatore dello sportello unico e di tutta la paccottaglia procedurale che è intorno, perché solo un ingegnere nucleare poteva fare una cosa del genere, nessun giurista sarebbe mai riuscito a gestire cose così. Questo vuol dire che prendo schiaffi solo io? No, io mi prendo le colpe, ma i meriti sono suoi. E io mi sono innamorato intellettualmente, non è il mio tipo, dell'ingegnere Apponi, quando ho visto i suoi grafici che nel foglio arrivavano dall'inizio alla fine senza avere mai una linea che spariva fuori dai margini del foglio, come succedeva sempre a me. Cioè, se il diritto fosse gestito dai giuristi, così come lo gestiscono, il dottor De Lucchi qua è un ingegnere, e quando parliamo con lui risento lo spirito dell'ingegnere Apponi, cioè con un ingegnere si parla di diritto come se fosse una cosa seria, come se servisse alle persone e non solo a se stesso, come se ci fossero bianchi e neri e tutto avesse un senso. E viva Dio, questo è il diritto come lo legge tutto il resto del mondo civile, non come un arsenale di strumenti dove il furbo prevale, che spesso mi trovo davanti nei ricorsi una cosa del genere, e ovviamente non va bene, perché la furbizia sta a zero. Di furbizia si può sopravvivere, ma non vivere. Quindi, queste slide fatte da un ingegnere nucleare sono non solo nitide e chiare, ma hanno riferimenti, tutti quelli linkati, ai soli riferimenti utili per capire, cioè non c'è niente di superfluo, e quando si tratta di norme, quei riferimenti sono alla norma vigente in modo perenne. Cioè, mediante il rinvio alla banca dati, la norma è sempre quella vigente. Quindi evitate di stampare perché ogni volta che lo aprite potrebbe essere diverso.
Ecco, questo è un esempio di come si utilizza la telematica e l'informatica. A volte invece noi la usiamo come una zappa, perché pretendiamo di fare le stesse cose che facciamo con la penna biro e il foglio di carta con l'informatica. Ovviamente non è così, cioè non ha senso, perché se fosse così perché mai butteremmo soldi per informatizzare il tutto? Un foglio di carta costa meno di un tablet. Allora probabilmente c'è una differenza di velocità, di sinteticità, di approccio, e quindi questo deve essere il valore aggiunto dell'uso dell'informatica e della telematica. Quando l'idea è quella di fare una verificazione, si chiama in termini di giudizio amministrativo, non so, una missione per verificare come funziona il SUAP di Palermo, che è molto efficiente, scherzi a parte, è un buon SUAP, e vi propongo di andare in Calesse tutti insieme fino a Palermo per verificarlo. E voi ovviamente mi guardate come se fossi io, un povero palle, insomma, non si può andare in Calesse a Palermo, abbiamo altre cose da fare. E allora vi dico, va bene, andiamo in aereo, troviamo un aereo abbastanza grande per caricarci in Calesse. Voi spesso, noi, io per primo, utilizziamo l'informatica e la telematica caricando il Calesse sull'aereo, perché pretendiamo di spostare tutta la paccottaglia di penne biro e fogli sul mondo nuovo e invece semplificarlo. Ad esempio, quando rompiamo troppo le scatole ai cittadini sulla storia delle firme, asseverazioni, PDF e cose varie, quando è univoca l'identità, il contenuto, la data, basta, quella è una firma. Se proprio non siete convinti, quello è un errore scusabile per farlo mettere a norma. Io ho dovuto accogliere un ricorso dove uno, certo, era stato escluso, era l'offerta migliore per 11 milioni di euro, ma l'amministrazione tranquillamente l'aveva buttata via, una del nord, non l'amministrazione, l'aveva buttato via perché non c'era il PDF con la firma. Allora, bisogna intendersi su cos'è l'uso nuovo delle tecnologie. E mediante queste tecnologie, ecco, adesso ve la racconto diversamente, il regime normale dello sportello unico è quello tradizionale in cui il richiedente propone la domanda unica con tutte le allegazioni, la propone solo al SUAP. Se la propone a un ufficio diverso, quell'ufficio la deve dare al SUAP avvisando il proponente. Il SUAP verifica l'integrità dal punto di vista formale di quella domanda, cioè è regolare, cioè ha compilato tutti i campi della modulistica di domanda. Vedete, questo rende essenziale la formattazione di quella domanda. Deve essere basata su una modulistica standard, perché se io non ho degli standard, non ho delle prevedibilità e quindi non posso nemmeno valutare gli scostamenti rispetto alla prevedibilità, quindi non ho una valutazione di qualità. Voi comprate un'utilitaria di queste e ti tirano dietro, va bene? Sono stato fortunato, non va bene, vabbè, l'ho pagata poco. Se voi comprate un'auto che costa il doppio, pretendete che vada bene, perché è stata collaudata, testata, e quindi quando vi dice funziona così, voi sapete che funziona così, perché se non funzionava così, l'impresa la rismontava e la rifaceva da capo, perché non si può permettere di mandarla fuori che non funzioni, perché altrimenti nessuno la paga il doppio di un altro. Voi, scusatemi, dovete pretendere di essere una fuoriserie, non un'utilitaria, e quindi dovete lavorare con uno standard di qualità di eccellenza assoluto. Per verificarlo giorno giorno, e tanti occhi vedono meglio di pochi, serve una modulistica, perché quella consente di verificare procedure standard che devono dare risultati standard. Quando mi discosto è un problema. Pensate ai vaporetti che qui hanno il tempo di arrivo, giusto? Quindi so quanto tempo aspetto il vaporetto e questo mi dà lo standard. Quel vaporetto in orario, quel vaporetto ha forato di 2 minuti, l'orario scritto. Bene. Pensate all'autobus di Roma, quando dico all'autista ma quando parte, quello mi fa mo.
Allora, come faccio a fare uno standard di qualità su quell'autobus? Vedete che ho bisogno di una prevedibilità, perché a quel punto posso misurare anche gli scostamenti. Allora, modulistica. Quindi quest'unica domanda, grazie al fatto che è formattata, consente allo sportello unico di verificare se è completa o no, perché non è un problema di competenza, è un problema formale, di presenza di atti. E a quel punto, entro 30 giorni, lo sportello unico fa l'integrazione documentale se necessaria. L'integrazione documentale non è più l'alibi con cui l'amministrazione dorme per tutto il tempo che gli è dato e l'ultimo giorno si inventa mi manca qualcosa e si riparte da capo. Non si può fare. 30 giorni una volta sola per chiedere l'integrazione documentale. Dopodiché, appena la domanda è pronta, si trasmette a tutti gli altri uffici. Gli altri uffici devono rendere in tempo utile, quindi tutto cammina scadenzato, il loro parere che non è altro che il provvedimento di prima. Quindi devono pronunciarsi sul progetto. Quando questo progetto è complesso e potrebbe originare prescrizioni incompatibili fra loro la ciminiera, a quel punto è necessaria la conferenza di servizi, perché in conferenza di servizi possono essere sincronizzate le prescrizioni in modo che non siano incompatibili. Ieri ci raccontava, la ciminiera sembra una cosa per prendere in giro, ma ieri mattina un vostro collega ci raccontava del traliccio su cui mettere l'antenna per telefonia mobile, che lui come ARPA voleva mettere a una certa altezza per l'inquinamento del campo magnetico sottostante e invece la provincia o la regione volevano mettere più bassa per non ledere il piano paesistico territoriale che prevedeva una veduta panoramica. Quindi siamo al caso della ciminiera. Allora, in questo caso, ad esempio, la soluzione che gli ho trovato, che non mi sembrava così difficile, qual è? Fai la conferenza dei servizi e visto che non puoi alzare il palo, ma non puoi inquinare quelli sotto, gli dici dimezza la potenza. Non ti piace? Sposta il palo e va dall'altra parte, dove non c'è il vincolo. Quindi la conferenza dei servizi consente di sincronizzare le diverse prescrizioni e si svolge, ormai lo sapete, in modo molto rapido e anche poco impattante sull'organizzazione, perché può essere asincrona e può essere telematica. Asincrona vuol dire si scambiano le carte, quindi è una conferenza per modo di dire, però consente comunque di avere questa capacità di scambio operativo. In certi casi più delicati deve essere sincrona, cioè bisogna guardarsi palle negli occhi, che è una cosa diversa rispetto a parlare anche con la saponetta colorata per vedersi. Alla fine il provvedimento unico deve essere riconsegnato a chi ha fatto la domanda con tutte le prescrizioni e quello vale titolo per realizzare l'intervento. Un titolo finale che copre tutti i profili di tutte le amministrazioni. Quel signore a quel punto realizza e mette in funzione facendo il collaudo, come il collaudo con la stessa filosofia della rotonda, vi ricordate? Lui dichiara la fine dei lavori, fa fare il collaudo a un suo ingegnere indipendente, cioè non il suo nel senso il mio libro paga, ma se lo sceglie lui, ovviamente entrambi rischiano se dicono il falso. Quel tecnico abilitato rilascia il collaudo e lui inizia. Voi non vi fidate? Andate a controllare, nessuno ve lo vieta, ma subito, perché lui comunque inizia. Vedete, cambia la logica. A questo punto l'attività economica è partita, però è stato necessario avere un'autorizzazione. Ci sono casi in cui nemmeno questo è necessario. La storia patria, e sapete quanti ricorsi ho ancora, quindi non è una cosa vecchia, vede la soluzione preferita dalle amministrazioni essere il silenzio. Io dovrei autorizzare questo impianto, ma non piace al cugino del sindaco, che faccio? Io non vorrei autorizzare questo impianto, ma lo propone il cugino del sindaco, che faccio? Non faccio niente. Passa il tempo, magari cambia idea, diceva Don Abbondio quando non voleva sposare Renzo e Lucia, magari cambiano idea, trovano l'altro, e quindi non faccio niente, il tempo passa e a quel punto ho risolto il problema, perché a quel punto che fa il cittadino che vorrebbe fare l'imprenditore? Va al TAR, fa ricorso sul silenzio, il TAR gli dà ragione,
però non entra nel merito se c'è discrezionalità dell'amministrazione. Quindi dice l'amministrazione provvede, contro quello gli ha fatto ricorso e quindi gli dà torto. Allora quello però fa ricorso di nuovo e dice e a quel punto spesso ci accorgiamo che ha anche ragione, perché è stata una cosa affrettata e non motivata. E diciamo all'amministrazione provvedi. L'amministrazione ha perso il fascicolo, non sa più nemmeno di cosa si parla, non è in grado di provvedere a quel punto e quindi non fa niente. Quello fa l'ottemperanza, noi nominiamo il commissario lo paga l'amministrazione, e però non è dell'amministrazione, ma è un ausiliario nostro, non sa niente dell'amministrazione, nella migliore delle ipotesi è un prefetto, per cui sbaglia l'intervento, a quel punto una delle parti ci va l'incidente di esecuzione e noi cambiamo il commissario. 15 anni può andare avanti un giocattolo del genere, e ovviamente tranne che agli avvocati non è utile a nessuno, quindi non è il sistema giusto. Allora l'amministrazione, a partire dalla legge 241, ha previsto il silenzio significativo. In tutti i casi in cui quel provvedimento riguarda la salute, riguarda l'ambiente, riguarda un vincolo europeo di avere un atto finale, la via, il silenzio vale no, silenzio diniego. In tutti gli altri casi, tutti, vale sì, silenzio assenso. Articoli 19 e 20 della legge 241. Quindi a quel punto, passato quel termine, l'amministrazione deve rincorrere e fare un atto in autotutela. Atto in autotutela che non è semplice, perché vuol dire che io devo verificare che c'è l'illegittimità, verificare che questo dà un danno all'interesse pubblico, non mi basta che sia legittimo, verificare quanto è la lesione che faccio a quello che si era fidato del fatto che invece c'era il silenzio, e quindi quanto legittimo affidamento suo violo. Più tempo passa e più questo affidamento si consolida. Dopo 18 mesi la legge me lo dà per prevalente in ogni caso. E tutto questo devo motivarlo nel provvedimento, che poi finisce sotto la mannaia del giudice. Quindi è molto più complicato rispetto a intervenire nei tempi, ovviamente. Molto più delicato, anche perché, vi dicevo, voi non avete un cittadino davanti, ne avete tanti. Allora, questo vuol dire che se date il provvedimento negativo, quello fa il ricorso, ma se date il provvedimento positivo fanno ricorso tutti i concorrenti, esempio delle farmacie. Quindi, in ogni caso, quando lavorate su atti non sono motivati perché sono basati sul silenzio, è un disastro. Ma il silenzio è una resa appunto dello Stato, che vuol dire non so fare il mio lavoro. Allora, a partire dalla legge 241, lo strumento principe che trovate nelle procedure di sportello unico in via prevalente, così come in quelle edilizie oggi, è la SCIA, ex DIA. Che vuol dire questo? Che io prendo un'attività privata e la liberalizzo, la rendo completamente libera. Non è più soggetta a nessun filtro dell'amministrazione, nessuno. Quindi quando voi dite mi arriva la comunicazione e la rimando indietro non idonea, non lo potete fare. Quando dite comincia a decorrere solo da quando tu, no, puoi fare quell'integrazione che abbiamo detto prima e basta, perché comunque quella comunicazione fa decorrere i tempi, è finita la storia, insomma, finisce lì, perché io sono libero di fare quello che voglio, proprio perché sono una personcina per bene, conto fino a 10, come nelle sfide all'Ok Corral, e quindi prima di sparare conto fino a 10. Se tu vuoi intanto tira fuori il revolvere e armati anche tu e fai il controllo. Non lo fai? Peggio per te, io vado. Quindi con la SCIA tutto quello che ho detto prima è identico a come l'ho detto, quindi non cambia niente. Integrazione, coinvolgimento dei soggetti terzi, ritorno di tutte le diverse posizioni, assemblaggio in un provvedimento finale, in questo caso assemblaggio nella decisione finale, intervengo, non intervengo, ma entro il termine. Passato il termine non posso più fare niente. È un caso di specie di questo, vale a dire, abbiamo detto il SUOP riguarda tutto. Questo tutto può riguardare anche autorizzazioni ambientali. Per cercare di semplificare ulteriormente,
Nel decreto legge 5 del 2012, che era, no mi ricordo più, era il Semplifica Italia, perché all'epoca andavano di moda questi nomi, insomma, indicatori stradali. Allora nel Semplifica Italia l'articolo 5 prevede l'introduzione dell'autorizzazione unica ambientale. Che cos'è? È soltanto una parte o fase endoprocedimentale del procedimento SUAP. Quindi è semplicemente una formalizzazione di una vicenda che già accade se viene applicato correttamente il SUAP. Vale a dire, quando tu hai in questa rete di domande anche una fra le 7 possibili necessarie autorizzazioni di tipo ambientale che sono indicate dalla norma, da questo articolo 23 del decreto legge e poi dal DPR che l'ha attuato, quando tu hai una di queste 7 autorizzazioni necessarie, fai una domanda sola per tutti questi profili ambientali, quindi che siano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, è una domanda, perché sono connessi fra loro. Al soggetto che ha la maggior parte delle competenze sotto questi profili ambientali. I profili ambientali spesso trascendono l'ambito comunale, perché faccia l'impianto negativo accanto al comune vicino, quindi non vicino alla propria città, ma vicino a quei confini che stranamente, guarda caso, sono accanto al capoluogo, sono accanto all'abitato dell'altro comune. Quindi la competenza è impostata sulla provincia. Si fa sempre questo tipo di procedura? No. Se voi prendete il regolamento di attuazione, che è il 59 del 2013, l'autorizzazione integrata ambientale è quella che si somma alla VIA, l'abbiamo detto prima, in modo che la procedura migliore, diciamo più satisfattiva, che in questo momento è a disposizione nell'armamentario giuridico italiano, concluda tutta la fase di valutazione ambientale, tutti i profili, non solo quelli sottoposti a VIA. E quindi in questo caso, siccome abbiamo già visto che la VIA non necessariamente deve essere presso lo sportello unico, ha un senso che neppure questa valutazione unitaria di profili ambientali, per così dire minori, debba andare in questa procedura dell'AUA, perché viaggerà con la procedura diversa, che è quella della conferenza di servizi pubblica, con inchiesta pubblica e così via, che è quella di valutazione di impatto ambientale. Tanto è vero che se l'impianto è incerto riguardo alla sottoposizione a VIA, bisogna aspettare che sia avvenuto l'esame preliminare per capire se va sottoposto o meno a VIA. Quindi la provincia ha delle slide, giustamente intervenuto, avevo trascurate, scusate. Comunque le trovate tutte, vengono tutte messe a disposizione queste slide. Allora, questa procedura si svolge presso la provincia, perché è il soggetto più idoneo, secondo i principi che abbiamo visto prima, ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, letti secondo sussidiarietà.
Però la provincia dialoga tramite il SUAP ugualmente, cioè la domanda è presentata al SUAP e la risposta riesce dal SUAP. Questo, diciamo, è una semplificazione ulteriore interna al procedimento SUAP, perché fa sì che quei 7 subprocedimenti diventino uno solo. E anche in questo caso, a seconda di quanto è la durata necessaria per l'istruttoria e quindi di quant'è la complessità di queste singole istruttorie che vengono assorbite, è necessario oppure no ricorrere alla conferenza di servizi, che consente appunto una valutazione integrata e quindi un tempo ancora più rapido. Siccome è complicato capire quante di queste autorizzazioni a priori ci siano e quante se ne siano necessarie, basta che ce ne sia una per attivare la procedura. Però questo non si applica quando in realtà nessuna di queste autorizzazioni vale, cioè quando in realtà le uniche autorizzazioni ambientali sono la comunicazione oppure un'autorizzazione generale, quindi un'autorizzazione per categoria, diciamo per tipologia, quindi non una vera autorizzazione come accade per alcuni tipi di scarichi in atmosfera. Quindi in questi casi o troppo alti, perché c'è la via con la valutazione integrata ambientale, o troppo bassi, perché non c'è nessuna autorizzazione ma solo comunicazione e autorizzazione generale, non si applica. In tutti gli altri casi in cui c'è almeno una delle 7 autorizzazioni previste dall'articolo 3 del DPR di disciplina, e sono gli scarichi previsti da 152 sezione seconda parte terza, la comunicazione preventiva per l'uso di fanghi d'agricoltura e altre residui, schifezze diciamo d'agricoltura nell'uso agricolo, le emissioni in atmosfera, le autorizzazioni generali, le comunicazioni nulla osta previste dal 447, l'autorizzazione dei fanghi da processi di depurazione e le comunicazioni in materia di rifiuti. Basta che ce ne sia una per far scattare questo tipo di procedura. Per il resto è la stessa vicenda, cioè c'è la verifica istruttoria nei primi 30 giorni, l'obbligo di integrazione della documentazione, il successivo passaggio alla provincia con il coinvolgimento di tutti i soggetti, l'uso della conferenza di servizi ove i tempi previsti senza utilizzare lo strumento siano superiori a 90 giorni, il passaggio unico tramite il SUAP per tutta la parte istruttoria, il fatto che questa procedura sia obbligatoria anche quando scade uno di questi titoli per la riattivazione ed il fatto che quando scade uno di questi titoli la richiesta di rinnovo secondo questa procedura consente la prosecuzione temporanea dell'intervento e questa autorizzazione poi durerà ben 15 anni, quindi è un vantaggio netto per l'imprenditore rispetto al passato. Sempre ieri questo vostro collega dell'uso diceva va bene, ma quando scade il titolo non so se ha cambiato l'edificio in cui lavora e come faccio perché non mi dà la planimetria, ma che te ne frega se è cambiato o no, tu devi verificare che sia conforme a oggi. Quello che era ieri ormai è finito, tu devi la verifica di fare contestuale. Noi facciamo, è il subentro devi controllare solo che quello che subentra sia idoneo, l'attività è quella, non la devi toccare. Non è la scusa per rimettere in ballo tutto. Vi rubo solo 2 secondi se ce l'ho per il tempo perché è divertente. Spesso l'amministrazione fa queste cose. Allora, mi è capitato, ricorso, Roma, fra l'altro ex deputato, ex parlamentare, deputato, ex presidente di una delle principali società italiane, quindi non uno qualsiasi, con bella casa in un quartiere molto rinomato, zona Mazzini, insomma vicino al tribunale, che fa la scia per un bagnetto di servizio in casa sua, case vecchie, quindi un solo bagno. Dopo 9 anni il comune si sveglia e va a guardare la sua valutazione, la sua comunicazione per il bagnetto, perché nel frattempo il vicino di casa, non so se è invidioso o che, aveva fatto a sua volta
la stessa cosa per mettere anche lui il bagnetto nell'appartamento a fianco, e non so che sia stato, perché mi sconvolgo e mi compiaccio che ci sia qualcuno che lavora al Comune di Roma. Chi ha verificato la pratica dopo 9 anni si è accorto che il palazzo disegnato dopo 9 anni stava in un posto diverso dal palazzo che 9 anni prima era stato presentato per chiedere l'altro bagnetto. Quindi il Comune, non sapendo che fare, ha deciso la demolizione del palazzo rispetto alla richiesta di fare un bagno. E io sono dovuto intervenire d'urgenza con un provvedimento per evitare l'abbattimento di un palazzo di 9 piani in pieno centro di Roma, che era stato ritenuto abusivo perché i 2 bagni risultavano a 15 metri di distanza in una planimetria e in un'altra. Quindi, quando c'è un fatto nuovo, non è l'occasione per rimettere tutto in discussione, è l'occasione per consentire la prosecuzione di una vicenda. I controlli invece si fanno a prescindere sul territorio, sempre, quando si può, quando si riesce, ma sempre, perché nessuno cittadino è stato ferito dal bordo tagliente del foglio di carta del progetto. Invece la realizzazione di quei progetti, Seveso, qui intorno basta guardare un attimo Porto Marghera, lì i morti ci sono stati. Quindi è il controllo sul territorio. L'idea dello sportello unico è togliere, e dell'AUA, è quella di togliere molta gente da dietro le scrivanie ad annoiarsi o peggio a friggere perché non riesce a fare quello che dovrebbe, e invece consentire all'amministrazione di intervenire in modo efficace a tutela dei cittadini, cioè cambiare il rapporto fra noi e i cittadini, far sì che i cittadini comincino ad apprezzarci e dire lavoro nell'amministrazione non sia puff, ma sia un no di rispetto, di ammirazione. In Francia è così, perché non possiamo farlo anche noi? Allora, se ci state, questa è la sfida di questo giocattolo. Allora, visto il tempo che è abbastanza ristretto, e poi c'è anche l'intervento del collega di Infocamere, io vedrei diciamo, un intervento che stiamo facendo un po' su tutto il territorio nazionale. Andiamo un attimo indietro. Io sto curando per il Dipartimento della Funzione Pubblica 2 grossi progetti, uno riformativa, si chiama, gestito dal Formez, e stiamo vedendo in vari comuni italiani, anche in province, come viene applicata diciamo, la legge Madia dal 2016 alle leggi attuali, che cosa si sta facendo in materia di conferenze di servizi, di AUA e così via. E un altro progetto anche abbastanza interessante, gestito dall'ANCI, su tutte e 14 le città metropolitane d'Italia. Allora, tra questi interventi, una delle cose che stiamo facendo visto che si parlava in questi incontri del rapporto con gli enti terzi, con le altre amministrazioni che non sono lo sportello unico, degli accordi, delle convenzioni con tutte le amministrazioni che partecipano al procedimento, sia nel caso dello sportello unico, sia nel caso ad esempio dell'AUA. Io vi presento rapidamente una bozza di convenzione che stiamo facendo, entreremo forse, ma rapidamente perché visto il tempo, un po' in dettaglio rapido sull'iter procedimentale dell'AUA, e vediamo come stiamo facendo questa bozza. Ecco, tenete presente che la vostra regione, per ciò che riguarda lo sportello unico e quindi anche Unioncamere, ha preso degli accordi momentaneamente con i Vigili del Fuoco per fare un protocollo d'intesa, ma più che protocollo d'intesa un accordo in base all'articolo 15 della legge 241, e da estendere poi agli altri enti.
E questo è l'accordo poi per ciò che riguarda l'AUA. Siccome poi l'AUA deve entrare anche nel procedimento dello sportello unico, perché l'articolo 4 del 59 del 2013 del regolamento ci parla del procedimento e quindi deve passare attraverso lo sportello unico, questi accordi possono diciamo, essere sovrapposti, può essere fatto un unico accordo oppure può essere fatto il doppio accordo. L'accordo che abbiamo fatto con le varie regioni e con province in particolare, diciamo, riguarda, ecco, una delle cose da vedere per poter stilare un accordo è di vedere quali sono i soggetti che partecipano poi al procedimento AUA. Chi di voi gestisce l'AUA o si interessa di sportello unico sicuramente sa che il gestore è il soggetto che presenta la domanda, la presenta allo sportello unico e quindi è obbligatorio presentarla allo sportello unico, poi lo sportello unico la manda a altri soggetti che sono l'autorità competente. Noi abbiamo scelto a livello diciamo, di DPR 59 del 2013 la provincia o altra autorità competente scelta dalla regione. Se vedete la vostra legge regionale, la regione giustamente ha scelto varie autorità competenti, perché siccome quei 7 titoli che diceva il consigliere Sestini, alcuni sono titoli di competenza del comune e come tale è bene se vengono rinnovati oppure viene chiesta la comunicazione, autorizzazioni per questi titoli che l'autorità competente sia il comune. Altri sono titoli che gestisce la provincia ed è bene che sia la provincia, quando sono dei titoli misti è bene che sia la provincia che gestisce sia l'uno che l'altro. Quindi i soggetti competenti sono questi sono definizioni che a parte queste slide vi vengono date ma che comunque trovate anche nel DPR 59 del 2013. Ecco. Io ho messo qui bozza di accordo AUA perché all'inizio dell'anno lo dobbiamo fare in maniera definitiva, approvarlo in conferenza unificata e poi lo faremo girare in tutte le regioni, tutti gli sportelli unici, poi ognuno per le sue particolarità, per le sue normative, come un po' abbiamo fatto per la modulistica, ognuno per le sue normative lo modifica e poi uscirà l'accordo per la regione Veneto, uscirà l'accordo per la regione Lazio e così via. Abbiamo messo le varie definizioni, questo niente di che, vado rapido. Le finalità che ha questo accordo. Ecco, io mi fermo un attimo su questi 3-4 diagrammi che ci fanno capire un po' come funziona il procedimento AUA. Che cosa fa il gestore? Il gestore presenta l'istanza, ma il gestore che presenta l'istanza è obbligato poi a vedere sia sul sito delle autorità competenti che sul sito dello sportello unico, che sul sito del portale impreseinungiorno.gov, come diceva il consigliere Sestini, l'informazione per il procedimento, la modulistica che serve per il procedimento. Quindi la modulistica, ecco, ricordiamoci una cosa, quello che abbiamo fatto noi a livello nazionale e che ha ricepito la Regione, ben venga la Regione, l'ha recepito, l'ha messo sul proprio sito, possiamo diciamo, adottare quel tipo di modulistica. La vostra Regione l'anno scorso ha fatto una delibera di giunta e ha modificato la modulistica e quindi l'ha adottata la modulistica per l'AUA, dico io. Per ciò che riguarda i procedimenti dello sportello unico, noi abbiamo fatto la modulistica l'edilizia, la modulistica sul commercio, alcuni piccoli artigianato, altre cose. Non abbiamo fatto la totalità della modulistica. Quando non ce l'avete, perché non l'abbiamo fatta noi a livello centrale, nemmeno la Regione l'ha recepita e quindi non ha fatto la cosa, l'ente competente per quel tipo di autorizzazione, parere e tutto quanto è lui che deve fare la modulistica. Cioè, ad esempio, se io devo richiedere un parere ai Vigili del Fuoco, sono i Vigili del Fuoco che hanno i loro moduli. I Vigili del Fuoco
non si fanno dire niente perché da sempre hanno i loro moduli sul loro diciamo, portale. E lo stesso la ASL deve fare questo e così via. In maniera tale che io poi quando vado a fare il mio portale, il portale dello sportello unico, oppure il portale dell'impresa in un giorno, oppure il portale diciamo, dell'AUA, mi linko, quando non ho la modulistica, mi linko a quei portali che hanno la modulistica. Perché se vi ricordate il decreto legislativo 126 del 2016, che è quello della SCIA 1, tanto per fare un esempio, ci dice chiaramente all'articolo 2 che se noi non abbiamo la modulistica, e ce lo ripete anche il decreto sulla trasparenza, se noi non abbiamo la modulistica pubblicata sul nostro sito e se il cittadino, l'imprenditore non riesce a trovare questa modulistica, può fare la domanda o qualunque altra cosa, la richiesta su fogli di carta generici e noi non possiamo fermare il procedimento. Quindi il gestore vede sui siti che possono essere il portale impresa in un giorno.gov, se partecipa con le camere di commercio oppure attraverso il sito dello sportello unico, tutta la documentazione modulistica eccetera, tutto quello che deve fare, e presenta la domanda e riceve il provvedimento finale. Poi vabbè, qui ho messo l'ambito di applicazione. Vedete, l'AUA non si applica quando c'è la VIA, come diceva il consigliere Cestini, quando c'è l'AIA, c'è qualche interpretazione diversa che troverete anche qui, il link ve la potete scaricare, sulla circolare del Ministro Orlando. Il Ministro Orlando ha esteso, siccome questo l'articolo 23 del decreto legge 5 del 2012 prevedeva queste autorizzazioni, l'autorizzazione AUA per le piccole e medie imprese, l'interpretazione che ne ha dato l'allora Ministro Orlando, Ministro dell'Ambiente, era quello di dire che viene estesa l'AUA anche alle grandi imprese purché non siano soggette né a VIA né ad autorizzazione integrata ambientale. Sono i casi di esclusione riportati lì, io andrei avanti, potete linkare tutto. La gestione del procedimento. Come avviene la gestione del procedimento? Intanto tutto deve avvenire per via telematica. Vi ricordo, si diceva prima che la vostra regione è all'avanguardia su tutto, ha fatto ricorso anche sul 160. Quando uscì il 160 nel 2010, la regione Veneto, la regione Toscana e altre regioni hanno fatto ricorso dicendo alla Corte Costituzionale: la competenza in materia di attività produttive è competenza regionale, lo Stato non poteva fare il DPR 160 del 2010. La Corte Costituzionale gli ha dato torto dicendo: siccome il procedimento è tutto telematico, la telematica è competenza dello Stato e come tale lo Stato poteva fare questo regolamento e dovete attenervi a questo regolamento qui. Vediamo il diagramma così, ecco. La prima cosa da fare, come diceva anche il consigliere Cestini, è quello di chiedere poi l'integrazione di documentazione. Come funziona? Io presento tutto quanto allo sportello unico. La prima cosa che fa lo sportello unico vede se l'istanza che io ho presentato è formalmente corretta. Quindi il primo caso, se noi seguiamo, ve l'ho scritto qua, la linea in azzurro, l'istanza è formalmente corretta, vuol dire che c'è tutto? Cioè posso andare avanti? Se no, dice il 59 del 2013, rigetto l'istanza. Se sì, allora mi faccio la seconda domanda: è necessario acquisire la documentazione? Cioè devo integrare la documentazione di tutto quanto dopo che l'ho mandato all'autorità competente e ai soggetti competenti? Se non la devo integrare vuol dire che sta a posto e quindi l'istanza è correttamente presentata. Questo può essere il primo caso, quando l'istanza è formalmente corretta. È necessario integrare la documentazione? Sì. Se no, va bene. Sì, allora seguo la linea rossa, che è il secondo caso, cioè chiedo l'integrazione di documentazione, entro 30 giorni mi devono dare l'integrazione di documentazione, poi se sta tutto a posto va bene. Terzo caso,
non chiedo l'integrazione di documentazione, l'istanza non è corretta, non dico niente, non chiedo l'integrazione di documentazione, entro 30 giorni sta a posto, automaticamente, anche se manca qualche cosa, vuol dire che sta a posto, quindi doveva intervenire lo sportello unico o chi per lui. Vari casi. Poi, non appena io ho integrato la documentazione, quali sono i casi che mi si presentano? Mi si presentano 3 casi. Il primo caso è quello della conferenza di servizi. Allora, se noi andiamo a prendere l'articolo 14 della legge 241, ci dice che nel caso che ci siano più di 2 amministrazioni, almeno 2 amministrazioni, sono obbligate a fare la conferenza di servizi. Quindi io lo so a monte, lo so prima che quando sono le amministrazioni che partecipano al procedimento, quindi attivo la conferenza di servizi. Ancora, io attivo la conferenza di servizi, qui l'ho riportato, se almeno un atto istruttorio, cioè uno di quei endoprocedimenti, hanno un tempo maggiore di 90 giorni. Dove li vediamo questi tempi? Li vediamo, che ne so, i vigili del fuoco, quando mi devono rispondere? In 45 giorni, in 90 giorni, in 120 giorni? Se è superiore ai 90 giorni devo comunque attivare la conferenza di servizi. Perché c'è questa cosa dei 90 giorni? Se vi ricordate, prima che entrasse in vigore la riforma della conferenza di servizi, cioè non prima, prima che venisse fatta la modifica della conferenza di servizi, vabbè, la stessa cosa comunque, si era detto che nella conferenza di servizi c'era, cioè sul procedimento dello sportello unico, l'articolo 7, c'era scritto se era superiore a 90 giorni bisognava comunque fare la conferenza di servizi, se era inferiore ai 90 giorni poteva anche non essere fatta la conferenza di servizi. In realtà adesso l'articolo 7 è stato modificato con il decreto legislativo 127 del 2010, ma la modifica che è stata apportata ha tolto i 90 giorni superiori e inferiori per l'articolo 7 dello sportello unico, li ha fatti rimanere nel caso dell'AUA. Quindi nel caso dell'AUA ancora abbiamo questi superiori a 90 giorni, dobbiamo convocare la conferenza di servizi, inferiori a 90 giorni possiamo non convocarla a certe condizioni, però la 241 ci dice che comunque se ci sono almeno 2 amministrazioni bisogna convocare la conferenza di servizi. Si convoca la conferenza di servizi e questo è il primo caso, quindi posso avere questa cosa qui. Il secondo caso che ci dice il 59, io non ho bisogno di nessun altro procedimento, ho bisogno solo di quei 7 procedimenti ambientali. Che ne so, lo scarico idrico, che posso dire, gli impianti di smaltimento di rumore, gli impianti di smaltimento rifiuti che sono, ricordatevi che gli smaltimento rifiuti sono solo l'articolo 215 e 216 del testo unico dell'ambiente che sono quelli semplificati, mentre il 208 che è il procedimento a sé stante, un procedimento per le discariche, per gli inceneritori e tutto quanto è stato tolto e fortunatamente l'abbiamo tolto perché allora il Ministero dell'Ambiente ci voleva anche far mettere all'interno dell'AUA. In questo secondo caso allora lo sportello unico non appena invia tutta la documentazione all'autorità competente, ai soggetti competenti, a quel punto passa il procedimento all'autorità competente ed è lei che rilascia, adotta l'autorizzazione, anche convocando una conferenza di servizi e poi, una volta adottato l'autorizzazione, la passa allo sportello unico, lo sportello unico rilascia l'autorizzazione al gestore. Quindi in questo caso e solo in questo caso, quando io ho bisogno solo di quelle autorizzazioni, lo sportello unico fa solo da passacarte. Quindi la passa all'autorità competente e ci pensa tutto lei. Tanto per fare un esempio, mettiamo per assurdo che io devo avere l'autorizzazione allo scarico idrico, devo, che posso dire, fare un canale, devo avere un permesso di costruire, a quel punto subentra un altro procedimento che non è solo ambientale, a quel caso è lo sportello unico che è obbligato lui a gestire il procedimento.
e quindi prende la parte ambientale che fa l'autorità competente più la parte, diciamo, di permesso di costruire o altre cose. C'è un terzo caso che è quello, diciamo, quello che dicevo prima, se è prevista poi la conferenza di servizi, quando il procedimento non è solo AUA, no, quindi sono previste altre cose, quello che dicevo io adesso, lo scarico idrico, oppure, che ne so, devo alzare il camino o qualunque altra cosa, allora a questo punto devo fare la conferenza di servizi e quindi è l'ultimo caso. E questi qui avete raggruppati tutti i 3 casi che abbiamo visto con l'integrazione di documentazione, come dovrebbe funzionare in base alla norma al 59 del 2013 lo sportello unico per attività produttive e le autorità competenti e i soggetti competenti nel gestire l'AUA. Questo io l'ho riportato perché potrebbe anche non essere messo nel protocollo d'intesa, nell'accordo che si sta facendo, ma per avere un'idea di come, di quali sono le cose da fare. Ci sono una serie di difficoltà nell'applicazione dell'AUA e quindi bisogna eliminare tutte quelle criticità che si presentano. Questo diagramma spiega quello che dicevo. Ma grazie pure a lui. Tutto in una pagina. Io diciamo che quando ho collaborato con lui nel 98, 97, 98, io sì, ero giovane anch'io, sì, mi piaceva fare questi diagrammi tutto quanto, però lui mi ha insegnato poi la parte di diritto amministrativo, insomma, che poi stranamente mi sono rimaste. Una delle cose che mi è rimasto dal 98 a tutt'oggi, che ricordo quasi tutte le norme, a differenza, cioè come lo scemetto del villaggio che si ricorda le targhe dell'autobus, delle macchine, delle cose, tutto quanto. In questo caso mi ricordo, che ne so, le norme, gli articoli, i commi, e vabbè, è una delle cose. Mi ha fatto dimenticare le strade, le vie, tutto quanto lui, però ricordo le leggi. Poi nel caso di rinnovo di AUA, quello che è importante, che è interessante nel rinnovo di AUA, io faccio, anche qui vi ho portato un diagramma, vabbè, ve lo dico così in 2 parole, faccio eccolo questo qua, faccio una domanda allo sportello unico, che poi la manda all'autorità competente. Io dico, devo modificare il mio impianto. Allora, la modifica può essere sostanziale o non sostanziale. Nel caso di modifica non sostanziale io non devo fare niente, però chi lo decide che la modifica è sostanziale o meno? È l'autorità competente con i soggetti competenti. Allora io faccio la domanda allo sportello unico, la manda all'autorità competente e ai soggetti competenti. Questi, se non mi rispondono, vuol dire che sta a posto, non è sostanziale e io non devo presentare niente. Se mi rispondono e mi dicono la modifica è sostanziale, io devo attivare lo stesso procedimento per l'autorizzazione, quindi il procedimento completo. Poi nei vari casi, insomma, se è solo ambiente, se è solo, diciamo, se c'è un'altra cosa e così via. Qui c'è un problema che è una domanda che farei al consigliere Sestini. Cioè diciamo, sulla voltura. Sulla voltura diciamo, la Cassazione ha fatto una sentenza 1 anno e mezzo fa dicendo che la voltura, ad esempio, la voltura dell'AUA ha bisogno di una autorizzazione esplicita. Allora, tutte le volture, tutte le regioni hanno detto che la voltura basta fare una semplice comunicazione, non solo, ma nel caso di AIA, il cui diciamo, procedimento è più pesante dell'AUA, il 152 del 2006, cioè il testo unico dell'ambiente, ci dice che io devo fare una autocertificazione. Noi abbiamo risposto, questo
dici se abbiamo ragione, come funzione pubblica, dicendo che visto che l'AUA è meno pesante dell'AIA e visto che l'AIA, il testo unico, dice che cioè, basta fare un'autocertificazione, per noi quella sentenza della Cassazione non abbiamo tenuto conto, per noi è un'autocertificazione a tutti gli effetti, e richiamiamo un po' tutte le leggi regionali che hanno tenuto conto di autocertificazione. Siamo comportati bene o male? Questo. La motivazione della Cassazione? La Cassazione dice perché è un altro soggetto, per cui come altro soggetto va richiesto, diciamo, deve essere autorizzata, però è la stessa cosa dell'AIA. L'AIA cioè, ha tanti titoli. Faccio la voltura, allora anche lì che è un altro soggetto, non lo so, comunque vabbè, è una cosa che dico così, insomma, dica. Come mai? No, solo una curiosità, come mai è intervenuta la Cassazione e non il TAR in questa cosa? Questo ci risponde anche il consigliere Sestini. La Cassazione interviene spesso in materia di ambiente, perché ha il penale, ha tante altre cose. Cioè non abbiamo un sistema di common law, quindi il precedente vale dove la fattispecie è identica, altrimenti se ne può trarre dei presumibili indirizzi di cui il giudice può tenere conto, così come può motivare in modo diverso sulla specificità del caso. Quindi senza vedere quel caso, magari lì il nuovo titolare era persona poco raccomandabile dal punto di vista della tutela ambientale, quindi ha prevalso quel profilo, cioè non è detto, se no è troppo facile, da noi non può esserci niente di semplice, quindi il precedente giurisprudenza non è detto che valga, bisogna capire esattamente com'è il contesto. Penso che ho finito, così lasciamo lo spazio alle domande, e dapprima al collega di Infocamere e poi alle domande. Allora, intanto una piccola precisazione, no Infocamere, Camera di Commercio. Camera, scusa. Di Venezia lo dico. Allora, a me sta solo a illustrare come da tutto quello che è stato detto oggi poi l'impresa passa effettivamente all'operatività. L'operatività della preparazione della domanda per innescare tutto quel percorso, quei diagrammi che sono stati poco fa illustrati. Alla base di tutto quello che stiamo dicendo in tutti i momenti in cui incontriamo gli imprenditori, ci stanno gli strumenti digitali che sempre di più vengono richiesti per fare tantissimi adempimenti della pubblica amministrazione, che sta andando in base a tutta una serie di norme, segnali, imposizioni, prima su tutti l'Agenda Italia sul digitale, verso appunto questo ambiente telematico. Dunque gli strumenti base sono di sicuro la firma digitale, che è lo strumento principe per rendere un documento informatico riconosciuto da un soggetto e firmato. Firma digitale che viene rilasciata da vari certification authority, fra cui anche le Camere di Commercio che si appoggiano a diversi certification authority, in questo caso Aruba o Infocert, e che sta di solito su un token. Io adesso non ve lo faccio vedere perché l'ho già inserito, questo PC ha dei problemini, allora l'ho già inserito. Questo token contiene anche un certificato di autenticazione, che è la Carta Nazionale dei Servizi, la CNS.
Nei siti internet la CNS è un sistema di identificazione della persona, per cui nel momento in cui l'imprenditore o l'intermediario per conto dell'imprenditore vuole entrare nel portale, che fra poco vedremo, e iniziare a fare la pratica, deve essere identificato con la CNS in questo caso, ma quando poi alla fine della preparazione della pratica dovrà anche firmarla digitalmente, con l'altro certificato, cioè quello di sottoscrizione, firmerà anche digitalmente. Questo è il menu della mia chiavetta. Chiaramente a seconda della chiavetta da chi l'ha ottenuta il menu cambia, ma formalmente gli strumenti sono gli stessi. Invece qui siamo sul portale impresainungiorno.gov.it, quel portale che chi mi ha preceduto ha appunto spiegato, sono i portali di riferimento dei SUAP d'Italia, a cui l'imprenditore deve rivolgersi per fare in questo caso la sua pratica AUA. Per quanto riguarda quei SUAP d'Italia che si sono appoggiati al sistema camerale, chiaramente il portale diventa anche un portale effettivamente telematico su cui si può andare realmente a fare la pratica. Se invece l'imprenditore si trova ad operare sul territorio nazionale e deve fare una pratica a un SUAP che non è del sistema camerale, qui nel momento in cui cercherà di collegarsi, e la prima operazione è quella di cercare un comune di riferimento dove appunto sta facendo la pratica, vediamo se la linea va, e potrebbe trovare, scusate, un comune che non si è appoggiato al sistema camerale. Infatti lo identifico subito perché qui non c'è il logo delle Camere di Commercio, ci sono informazioni che in quelli camerali non ci sarebbero, tipo questo, la PEC su quelli camerali non c'è perché non deve essere usata e dunque non te la faccio nemmeno vedere, e se vado su compila non fa altro che collegarmi allo sportello di quel comune, al sito di quel comune, dove poi avrà tipo qua servizi online, e qui su app devo andare a fare un lavoro diverso. Ecco, questo è il grosso problema di quando è nata la norma della 160, che non ha definito la parte informatica. Poteva essere in mano a qualsiasi altro gettone, ma forse dire chi era il supporter informatico sarebbe stata una semplificazione per tutti quanti. In questo caso invece l'impresa potrebbe trovarsi diverse fattispecie. Per quanto riguarda invece noi nel Veneto, a parte alcuni comuni del Trevigiano, siamo tutti, vedete qui c'è il logo, in questo caso Venezia, siamo tutti appoggiati al sistema camerale. L'imprenditore, nel momento in cui vuole iniziare a fare questa pratica, cliccherà sul sito e a questo punto gli si presenta questa zona di lavoro, perché il sito dice sì, va bene, adesso entri e fai la pratica, ma io voglio sapere chi sei. I sistemi di autenticazione attualmente sono SPID, CNS e user ID e password. Circa la user ID e password, vedete c'è già un'informazione che preannuncia la dismissione di questo servizio, non c'è una data indicata, ma comunque l'intenzione è relativamente a breve, e per cui poi alla fine ci sarà solo SPID e CNS. E così in questa occasione scopriamo che c'è anche questo SPID. Che cos'è? Lo SPID è il sistema pubblico di identità digitale. È un sistema attuato dal governo qualche anno fa, è fatto prettamente per i cittadini, cioè per cui nel pensiero c'è il cittadino, non c'è l'imprenditore. Poi dopo, se l'imprenditore o il professionista ce l'ha, è uno strumento in più che può utilizzare, e questo
diciamo, sostituisce la CNS, cioè mi identifica solo, non mi fa firmare, serve solo per essere identificato. Anche se poi di fatto in alcuni siti governativi dove io entro con lo SPID, loro per loro impostazione hanno deciso che quello SPID è forte e lo possono riconoscere in alcune operazioni che poi quel sito permette di fare anche come firma. Esempio su tutti, l'Agenzia delle Entrate. Se voi provate a fare il vostro 730 dentro l'Agenzia delle Entrate, entrate con lo SPID, alla fine quando voi inviate la vostra dichiarazione non vi chiede di firmarla, perché evidentemente quel sito, quell'amministrazione riconosce lo SPID come sufficiente a identificare e dare valore alla dichiarazione che si sta facendo. Chi rilascia lo SPID? Lo SPID viene rilasciato da questi soggetti qui, che sono iscritti all'Agid, devono avere tutta una serie di requisiti, e le Camere di Commercio rilasciano sia lo SPID di InfoCert sia quello di Aruba. Io adesso, pur avendo la chiavetta inserita, non voglio entrare con la CNS, ma voglio entrare con lo SPID per farvi vedere la funzionalità. Necessita di un cellulare, perché lo SPID, soprattutto quello di seconda livello, perché di SPID ce ne sono diversi livelli, 1, 2, il terzo ancora non viene rilasciato perché non c'è ancora la normativa che regolamenta questo strumento, necessita, dicevo, quello di secondo livello, di un cellulare, perché funziona che io decido al momento di rilascio una mia user ID, decido la mia password e poi c'è un numero temporaneo, one time password, che mi viene comunicato nel cellulare, che è quella che io dovrò inserire al momento del riconoscimento. Se non ho un cellulare che posso scaricare delle app, mi arriverà un SMS. Se invece ho un cellulare, uno smartphone, mi scarico un'app specifica che è quella di InfoCert ID, se ho quello di InfoCert o di Aruba, insomma ogni gestionale ogni gestore ha il suo applicativo e mi genera lui il codice. Dove sta la comodità? La comodità è che, come ben sapete, tutti i siti governativi richiedono una user ID, una password e una registrazione. Attualmente è deleterio riuscire a ricordarseli tutti. Invece in questo modo lo SPID, come la CNS, fa sì che con un unico sistema, con un unico PIN o con un'unica password, io entro in tutti quanti. E infatti adesso proviamo ad entrare, io entro con quello di InfoCert, metto la mia user, password, avvio sul mio smartphone l'applicativo per la generazione del one time password e la digito. A questo punto lui mi ha già identificato. Naturalmente nel momento in cui io sto usando lo SPID, non sto lavorando su imprese in un giorno, sto lavorando nel sistema SPID, che è un sistema nazionale, il quale lui fa i controlli su di me e poi, siccome Impresa in un giorno si è appoggiato a quel sistema, comunica: caro Impresa in un giorno, ti sto comunicando che Refelato è tranquillo, può entrare, è abilitato. Per cui il sistema SPID non è di ogni singolo sito, ma è a cappello di tutti i siti che si appoggiano a quel sistema. Per cui anche i comuni che vogliono attivare dei servizi online possono dire: sì, io do ai miei cittadini dei servizi, ufficio demografico, certificati, questo e quant'altro, però siccome voglio essere sicuro faccio un accordo con Agid per avere lo SPID nel mio sito. Ecco, questo è il portale del sistema camerale. È stato implementato grazie a una grandissima collaborazione con la Regione Veneto. Come veniva detto, la Regione Veneto su tanti punti è stata precursore
e ha anche capito subito, quando è nato il SUAP, il fatto che doveva essere parte integrante e attiva dell'operazione, e infatti ha istituito un gruppo di lavoro che prima era solo di volontari, ancora adesso è di volontari, però perlomeno adesso è stato anche messo nero su bianco, che sono persone dei comuni, degli enti terzi, che si trovano intorno a un tavolo e hanno mappato gli adempimenti che dovevano stare qui dentro, altrimenti questa sarebbe stata una scatola vuota. E si è arrivati a mappare 1500 adempimenti. E quello che diciamo sempre quando incontriamo gli imprenditori, al di là di dire bravissimi chi è riuscito a mappare 1500 adempimenti, trovando gli enti per ogni adempimento competente, gli allegati per ogni documento, eccetera, eccetera, ci domandiamo, ma la semplificazione vera sarebbe che non dovrebbero più essere 1500 adempimenti, dovrebbero essere decisamente meno. E quando poi alcune imprese o alcuni professionisti ci dicono sì, ma è complessa questa operazione, non possiamo altro che dargli ragione, perché di fatto lo sforzo che è stato fatto è di mettere dentro un sistema telematico qualcosa che è nato senza essere telematico. Cioè noi ancora adesso stiamo implementando degli adempimenti che nascono dalle leggi attuali in vigore, che hanno un concetto completamente diverso. Il primo classico esempio che io dico sempre è quando esce una norma che vuole regolamentare un adempimento, alla fine c'è l'allegato che è il modello. Ma ha senso mettere un modello alla fine di una norma dove c'è anche il logo, perché poi abbiamo amministrazioni che bloccano il procedimento? No, non hai usato il mio modello, perché non vedo il logo e quant'altro. Cioè una nuova norma dovrebbe uscire adesso dove dice le regole e dice i dati che servono per quella regola. Non mi serve il modello, mi servono i dati. Il modello serve per raccogliere i dati. Per cui se sto pensando già al telematico, io dovrei già in un qualche modo far sì che l'allegato alla norma sia un file XML dove io metto tutti i campi che devono essere riempiti, perché io, amministrazione competente per dare quel tipo di risposta, voglio dei dati, e dunque dovrebbe essere così. Per cui il nostro idea, spirito è sempre quello di fare in modo che anche il legislatore nel produrre le norme inizi a ragionare con un'ottica digitale, altrimenti cerchiamo di mettere dentro un contenitore qualcosa che non ha la forma per entrarci. Detto ciò, non è che ci sia, che adesso io mi soffermerò tantissimo sui campi specifici dell'adempimento AUA, primo perché non ne sono competente e rischierei di dire delle fesserie, ma anche perché lo scopo è più far vedere lo strumento e l'utilizzo che se ne può fare. L'operatore all'inizio della pratica dà il nome alla sua pratica, dove magari oltre alla tipologia di adempimento mette il nome del committente, perché sarà un geometra, un ingegnere, un addetto che fa, perché l'impresa è difficile che faccia un adempimento di questo tipo dove devono essere richieste tutta una serie di competenze. Può, se vuole, recuperare pratiche precedentemente fatte, perché magari l'ha fatta, l'ha inoltrata, gli è stata rigettata perché non corretta, non aveva le basi per correggere, però mi è stato spiegato cosa ho sbagliato, posso recuperare quella precedente e andare a correggere solo quella parte lì, altrimenti procedo, viene riconosciuto chi è la persona che è entrato e che dovrebbe poi firmare digitalmente l'adempimento. Ecco qui la mappatura di tutti questi adempimenti. Il nostro, quello dell'AUA, sta nella parte edilizia, ambiente e altri adempimenti, la seleziono, ci procedo ed eccolo qui. Io adesso, come dicevamo prima, ci sono quelli ancora di competenza del comune
e quelli invece di competenza della città metropolitana. Prendiamo in esempio uno di questi, per cui è l'utente, l'impresa che seleziona l'adempimento che deve produrre. Io adesso ne ho selezionato uno a caso, ripeto, non mi soffermo troppo sulla domanda specifica, ma a me sta a cuore far vedere lo strumento. Mi indica che SUAP deve andare, benissimo, è quello a cui volevo. Di sicuro io sono un professionista che sta preparando la pratica per qualcun altro, per cui dovrò produrre una procura, per cui la pratica sarà arricchita della domanda e della procura, dove c'è in questo caso l'unica firma calligrafica del committente che allegherò alla pratica, ma tutte le firme digitali sono le mie. Perché sono le mie? Perché ho ricevuto procura. Ecco, fatta la selezione dunque di questi punti che stanno sulla sinistra, per cui ho i vari step a cui posso ritornare indietro e andare a modificare quanto necessario, mi viene riepilogata il tipo di adempimento che faccio, la normativa che è collegata, l'ente competente a cui io, alla fine di tutto, non io, ma il SUAP alla fine manderà la pratica. In questo caso ho messo anche ci sono due adempimenti all'interno, ma il soggetto è sempre lo stesso. Dunque questi sono tutti i riquadri che richiedono che questo pallino rosso diventi verde, perché correttamente compilato, vuol dire che sono tutti i dati che la città metropolitana ha bisogno per adempiere al suo lavoro di ente competente al rilascio dell'autorizzazione. Una piccola cosa da dire, soprattutto a chi magari dà delle volte formazione alle imprese che vi contattano per queste cose qui, è che molti vanno a sbagliare, a indicare persona, perché dicono sì, io sono una persona, sì, ma tu in realtà lo stai facendo in quanto impresa, e dunque anche se sei una ditta individuale devi andare su ditta, società, impresa. Poi se è iscritta o non è iscritta, quant'altro, di solito uno che fa un procedimento è perlomeno già iscritto. Scusate che non mi ricordo. Posso, ed è uno dei motivi per cui chi gestisce il portale Imprese un giorno sta togliendo la possibilità di entrare con userid e password, uno dei motivi al di là della sicurezza che ci sta dietro è anche perché se io ti ho identificato con sicurezza tramite lo SPID o tramite la CNS, ti permetto anche di avere questa funzione che altrimenti non ti rendo disponibile, che è quello di recuperare i dati della tua ditta o della ditta di cui stai facendo la pratica in un solo clic. Io ho messo i dati di una fittizia SRL che si chiama Camera di Commercio SRL, ho messo il codice fiscale e ho recuperato i dati dal registro imprese. Per cui dati, il legale rappresentante, la residenza dello stesso, che carica che ha, qual è il nome della ditta, dove è la sede della ditta, in un solo clic, e chiaramente questo è un gran vantaggio. Posso sempre modificare alcuni di questi dati, perché nel caso che magari in questo momento non è Fabio Vianello il presidente, ma la pratica vuole essere la procura, verrà data dall'amministratore delegato che è un altro, chiaramente posso andare a cambiare i dati. Facendo salva viene fatto un controllo sul riquadro, se tutti i riquadri obbligatori sono stati compilati e non c'è controindicazione, viene messo un flag verde. Ecco, io adesso non entravo sugli specifici campi, molti sono numerosi, però alla fine molti sono anche di facile compilazione, tipo questo, ho un campo di testo dove descrivo l'adempimento che sto facendo e ho concluso il riquadro. Domicilio elettronico chiaramente è sempre obbligatorio indicarlo perché è
l'indirizzo elettronico, possibilmente PEC, a cui il SUAP risponderà per dare la ricevuta o invierà richieste di integrazione o quant'altro. Devo mettere un flag per dichiarare che se non metto una PEC sono al coerente e informato che potrei non ricevere delle informazioni, per cui è mio a rischio. Ecco, mi fa anche un controllo sulla validità, l'esistenza della PEC. Questa è una cosa che è stata inserita, per cui già l'utente ha modo di vedere se sta facendo qualcosa di corretto. Dicevo che alcuni, tipo questo, vedete, sto riquadro, è un semplice flag, per cui anche questo sulla privacy è un semplice flag, per cui molte volte qualcuno si prende paura, vede una marea di cose. Cioè, se l'adempimento è complesso, effettivamente complessi sono i dati che devo mettere, però molti di questi riquadri sono assolutamente semplici, come diritti sono dovuti o non sono dovuti, e posso anche fare i pagamenti online se sono dovuti. Sempre che il SUAP abbia attivato il pagamento online e permetta così anche gli enti che stanno dietro il SUAP, in questo caso la città metropolitana, di recepire i soldi. Facciamo un esempio, magari non è il caso concreto, ma supponiamo che per questo adempimento la città metropolitana debba ricevere 100 euro e l'utente, che è uno di quelli informatici, vuole pagarli online. Indicherà sono dovuti 100 euro e voglio pagarli online. Quando adesso dopo andremo nella pagina dei pagamenti online, se il comune del SUAP a cui io sto inviando la pratica non ha attivato i pagamenti online e la città metropolitana invece sì, comunque non potrà pagarli, perché il SUAP in questo caso blocca, una cosa che non è da poco. Anche questo, vedete, il discorso dei bolli, non è dovuti perché esentati, scusate. Allora, come dicevo, ecco qui siamo andati nella zona di pagamento. Non è attiva? È Venezia questa? Ah, ok. Ok. Altrimenti procedo al pagamento nelle altre modalità, vado in posta o quant'altro, e dopo qui allego gli allegati. E adesso io sto lavorando senza aver compilato nessuno dei riquadri, chiaramente alcuni controlli vengono inseriti nel momento in cui i riquadri li ho compilati. Alla fine del procedimento ho una lista di allegati che devono far parte della pratica, alcuni col pallino rosso perché obbligatori, altri no. Però questa lista è interattiva, perché io sono arrivato a questa maschera senza aver compilato nulla. Può essere che nella compilazione io delle dichiarazioni le faccia già, nel farle molti di questi allegati non sono più necessari allora, per cui se io torno indietro, compilo e vengo qua, qualche riga di questa non la trovo più. O anche il contrario, compilo, dichiaro qualcosa che invece non pensavamo che fosse, torno qua e trovo altri allegati. In considerazione del fatto che tu hai compilato e hai fatto una dichiarazione, allora ti chiedo anche questo documento. Quando tutta la parte prima è stata compilata e la parte dopo degli allegati obbligatori è stata soddisfatta, solo allora posso proseguire, in questo caso non mi permette perché sono tutta una serie di errori, posso proseguire, firmare il modello, firmare la copertina del modello, dove riepiloga i file che ho messo, e spedirli effettivamente al SUAP. Poi l'operatore ha sempre modo di andare sulle mie pratiche inviate
e avere la situazione, vedete questa è una pratica fatta il 5 novembre, inviata al comune di Vigonovo, e posso interagire con il SUAP nel momento in cui mi è chiesto un'integrazione. Allora, nel momento in cui il SUAP, su disposizione probabilmente dell'ente competente che è la città metropolitana, dice al SUAP chiedi la piantina meglio perché è scansionata male, il SUAP lo dice all'impresa che riceve una PEC, ma può anche far di meno di guardare la PEC, andare in questa funzione e andare a fare l'operazione di inserire il documento mancante. Nuova comunicazione. Qui viene riepilogato brevemente tutta la mia storia. Che tipo di operazione stai facendo? Una integrazione. Posso mettere 2 o 3 come da voi richiesto, inserisco la planimetria scansionata meglio, mi viene riepilogato come devono essere questi file che allegherò, il formato, descrivo e allego. Salvo l'allegato, invio la comunicazione. Ecco, tutto il rapporto di predisposizione, risoluzione del problema, della pratica è sempre solo telematica. E dopodiché, appunto, riuscirò ad ottenere l'autorizzazione dall'ente competente, perché il SUAP girerà l'integrazione all'ente competente, e dopodiché sarò riuscito ad ottenere ciò per cui io avevo messo in piedi tutto questo meccanismo. Non avrei altro da dirvi se non magari in base alle domande che potete fare voi, soprattutto sulla parte digitale, altrimenti avrei concluso. Bene, allora concludiamo qua. Grazie a tutti e Grazie e buona giornata.